Tell me what's your motive tonight. We're lying right by your side. You're lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. We're lying right by your side. You're lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. We're lying right. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0. Benvenuti in questo pomeriggio dedicato alla scoperta degli assaggi d'estate nella bellissima cornice di Serre Berzotta d'Aiello del Friuli. Scopriremo proprio la bellezza di questa stagione attraverso la cucina, intanto di Elia Zappulla che è qui con noi. Ben ritrovato Elia. Ciao, buongiorno a tutti. Naturalmente insieme a Maria vivremo anche tutte le curiosità di questa stagione che ci porta tante piante e tanti frutti, Maria. Sì, sarà un bel pomeriggio, molto intenso sicuramente, ma anche molto gustoso, perché abbiamo veramente tante curiosità da raccontarvi, anche grazie ai consigli e ai segreti delle Serre Berzot che sono state con noi anche durante questi appuntamenti di Radio Chef. Do quindi il benvenuto anche insieme a noi a Chiara. Buongiorno Chiara. Buongiorno e benvenuti a tutti. E poi saluteremo poi anche Claudia, i nostri amici anche dei vini Il Tasso, dell'azienda Il Tasso, insieme al nostro Stefano Cosma. Intanto Claudia, se vuoi dare un buongiorno anche tu. Buongiorno a tutti. E Stefano Cosma che è con noi ormai da molti anni, sempre per parlare di vino. Stefano, una nostra grande passione insieme alla cucina, e il buon vino, insomma, dall'estate quel tocco in più, soprattutto adesso che possiamo ritrovarlo anche nel piacere della convivialità. Certo Barbara, finalmente si parlava proprio poco fa, la convivialità è ritornata, i clienti, i turisti insomma, stanno tornando nella nostra regione e quindi anche i consumi di vino, i consumi nei ristoranti aumenteranno e questo porta un beneficio a tutti e in questo caso a questa selezione di vini Il Tasso che dopo presenteremo e faremo assaggiare. Caro Stefano, la nostra regione ci offre anche appunto dei vini ottimi da degustare e ne parleremo, e poi questo sarà anche un viaggio proprio per far scoprire a chi ci ascolta magari da fuori regione tutto quello che può trovare qui in Friuli Venezia Giulia, quindi oltre al piacere di una vacanza al mare, in montagna o tra le bellissime colline della nostra regione, i borghi, anche il piacere magari, perché no, di venire a visitare le aziende come Serre Berzot in questa bella cornice di
Aiello del Friuli e scoprire le ricette del territorio. Con Stefano torniamo tra poco, perché per ogni piatto abbineremo un vino, ma scopriremo anche grazie all'azienda Il Tasso quali saranno le caratteristiche, ma anche come nasce un vino, perché voi sapete che in un bicchiere di vino c'è molto di più di quello che assaggiamo. C'è amore per la terra, c'è tradizione e anche la storia di ogni azienda vitivinicola. Assolutamente, Barbara. Poi io volevo ricordare anche a chi ci sta seguendo in radio che siamo in diretta anche social sulle nostre pagine, sulla nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube, la nostra Radio.0 TV, sul sito radio.0.it, e che siamo qui all'SR Berzot di Aiello del Friuli e che vi aspettiamo ancora per tutto questo bel pomeriggio in cui andremo anche a degustare qualcosa. Quindi se volete magari un po' di gusto anche voi, raggiungeteci durante questo sabato pomeriggio all'SR Berzot. Esatto, infatti cominciamo con Elia Zappulla, ma poi la nostra degustazione continua e ci sarà special guest anche la nostra Giorgia, che preparerà una dolcissima ricetta. Intanto Elia, partiamo da te. Abbiamo intitolato questa degustazione Dall'orto alla tavola. Assolutamente sì, parliamo in questo periodo erbe soprattutto, e come prima ricetta facciamo un risotto con i fiori di zucca, quella è la base. Per uscire un po' dai canoni di quello che è il risotto con le zucchine classico, ne abbiniamo una zucchina alla scapece, quindi andiamo poi a utilizzare basilico, nepitella, che è una menta molto morbida, a condire il risotto. Faremo una granita di ricotta con il limone e spruzzeremo sopra un aceto affumicato che viene prodotto nel territorio. È molto interessante anche l'aceto affumicato. Elia, questa particolarità, come si può utilizzare questo tipo di aceto? Con quali piatti si sposa bene? Allora, diciamo che la particolarità dell'aceto è cercare di sgrassare quelli che sono i cibi all'interno dei piatti, quindi dove abbiamo del burro, dei pesci molto grassi, trova il suo abbinamento migliore. Benissimo, poi l'affumicatura sappiamo dà quel tocco in più e da un certo punto di vista l'affumicato ci ricorda l'estate, no? Magari ci rimanda anche a qualche falò sulla spiaggia, qualche grigliata. Allora, non lo so, diciamo che in linea col mio ristorante, dove il primo metodo di cottura è il barbecue, abbiamo praticamente tutti i piatti che hanno questo sentore un po' affumicato. Fantastico. Ma io sono immerso nelle vigne, non sono al mare. Quindi insomma, profumo di vigne e barbecue, tra l'altro, che è stato un po' anche l'argomento di una delle nostre ultime puntate di Radio Chef, quindi se volete scoprire qualche curiosità in più sul barbecue ne abbiamo parlato anche con il nostro Elia, dandovi qualche consiglio. Allora, stiamo preparando il riso, ti senti di dare qualche suggerimento anche quando lo prepariamo, per esempio in questa fase di tostatura, Elia? Assolutamente sì, partiamo dalla scelta del riso, ognuno ha le sue preferenze, insomma. Io uso un vialone nano, in questo caso arriva da Verona. Per la tostatura sempre a secco, non si unge mai il riso, non si mette niente. In caso lo aggiungiamo poi, infatti io ho preparato del cipollotto sott'olio che vado ad aggiungere a metà cottura. Quindi partiamo dalla tostatura, a secco. Una volta caldo bagniamo con il brodo. Il brodo deve bollire sempre in modo da non raffreddare quello che è la cottura del risotto. Adesso alziamo un attimino. Lo hai mescolato con le mani perché è più utile e comunque lo puoi girare meglio? Io lo vado a sentire con le mani per sapere quando è tostato. Nel momento in cui ce l'ho caldo sotto le dita so che posso partire con la cottura. Questo è un ottimo metodo per sentire la temperatura. Assolutamente sì. Poi con l'esperienza ognuno si trova come vuole. L'importante è non bruciarlo all'inizio subito. Fondamentale, direi. E quando, insomma, ovviamente tu dalla temperatura capisci un po' quando è pronto anche poi per aggiungerci il brodo, giusto? Assolutamente sì. Diciamo che agitando la pentola dovrebbe fare un po' uno scricchiolio come se fossero dei sassolini, un po' di sabbia, e in quel momento lì possiamo partire con la cottura del risotto. Quanto lo copri il riso con il brodo? Allora, ci sono due metodi, due corsie di pensiero, diciamo. Il rapporto del riso a brodo è 1:1, quindi se abbiamo 1 chilo di riso avremo bisogno di 1 litro di brodo per apportare la cottura. C'è chi lo fa versando tutto il brodo bollente in un'unica volta e chi lo aggiunge pian piano per arrivare alla crema desiderata, insomma. Io lo faccio pian piano.
Benissimo, quindi ci sono due tipologie insomma di scelta per questa preparazione. Ora, mentre aspettiamo un po' che il riso si prepari nel brodo e poi scopriremo con gli altri consigli, andiamo dalla tavola, dalla cucina all'orto, vero Maria? Sì, siamo proprio alle Serre Berzot, quindi quale luogo migliore da fare anche da protagonista nei nostri piatti? Iniziamo quindi parlando di zucchina, direi. Chiara, ne abbiamo già trattata in uno degli ultimi appuntamenti e devi sapere, Barbara, che Chiara mi ha svelato veramente una piantina che a me ha stupito molto, che è lo zucchino. Partiamo intanto, se vuoi, Chiara, dalla zucchina e poi spieghiamo anche, ricordiamo ai nostri ascoltatori cos'è questo zucchino. Sì, allora noi di varietà di zucchine ne abbiamo diverse, appunto quello che ricordavi tu, lo zucchino da fiore, poi ci sono le zucchine chiare, le zucchine scure, i romaneschi e anche lo zucchino tondo, che è buonissimo da fare ripieno. E dopo le zucchine da noi le potete trovare sia in vaso che in vaschetta, quindi puoi prendere la pianta singola o più piante quante ne desideri. Altre piante che noi possiamo mettere nel nostro orto, ovviamente ci sono i pomodori che si possono coltivare sia nell'orto che nell'orto in terrazzo. Ci sono anche delle varietà di pomodoro da salsa che rimangono nane e quindi vanno benissime da piantare in una vasca nel terrazzo, o anche i ciliegini, i datterini. I ciliegini e i datterini noi abbiamo anche le varietà che sono il datterino giallo e il ciliegino orangino, che sono buonissimi, dolcissimi, anche per fare molte ricette estive. Altre piante da orto ci sono le melanzane, che ci sono la varietà tonda, la varietà lunga, la varietà striata, i peperoni, che ci sono sia gialli che rossi, a corno, a sigaretta, piccanti, dal meno piccante al più piccante, a quello che si può riempire con l'acciuga, insomma diverse varietà. Poi anche comodissime da tenere in terrazza sono le piante aromatiche, come le indispensabili in cucina, che potrà dirci anche lo chef: il basilico, il prezzemolo, il sedano, il rosmarino, la salvia. Esistono anche di basilico, c'è il basilico normale, il basilico greco, c'è anche quello violetto. E dopo le altre piante aromatiche che possono servire anche in estate, magari per i cocktail, come la menta, la melissa, o per allontanare i moscerini, la citronella, la lavanda, anche lo stesso rosmarino. Dopo ovviamente nei terrazzi abbiamo anche i nostri bellissimi gerani per poter abbellire la tavola, anche quando fate le vostre grigliate o i pranzi estivi, insomma. E poi oggi c'è una bella offerta anche sui gerani qui alle Serre Berzot. Sì, esatto, sì, una piantina viene €1,85, quindi un buono sconto per venire ad abbellire i vostri terrazzi e giardini. Beh, direi ottimo. Poi ci è piaciuta questa storia anche su come costruire il nostro orto, oppure il nostro orto in terrazzo. Tra Bello l'altro, anche per portare proprio i nostri frutti in tavola. Esatto, tra l'altro insomma abbiamo parlato del rosmarino come antizanzara. Se si mangia poi qualche piatto particolarmente condito con il rosmarino, questo ci aiuta, perché anche attraverso il sudore un po' si sente questo odore, le zanzare si allontanano. Ma anche il geranio è un'ottima pianta antizanzara, se l'abbiamo sui nostri davanzali, con il suo ottimo profumo li tiene lontani e poi insomma fa bene anche alle nostre emozioni, perché ha un buonissimo profumo il geranio, oltre ai suoi colori. Quali sono i colori di geranio più richiesti, Chiara? Ma diciamo che di solito i più richiesti sono il rosso e il rosa, quelli che vanno di più, che va di più è il rosso, il classico geranio rosso, anche il parigino ricadente rosso che si vede anche sulle terrazze in montagna, che è bellissimo. E un'altra pianta che allontana i moscerini, che forse non tutti sanno, è anche l'incenso. Vero, che non è solo sì, quello che utilizziamo insomma sotto ma anche la pianta stessa. Esatto, sì, che dopo si può anche quella essiccare e appunto usare come incenso, che sappiamo nel classico modo. Benissimo Chiara, dopo ovviamente torniamo a scoprire altre curiosità. Intanto noi, Elia, come stiamo procedendo con il nostro risotto? Siamo arrivati a metà cottura e qui vado a fare un po' il condimento. Ho aggiunto il cipollotto messo sott'olio, come dicevo prima, e aggiungerò un po' di crema di fiori di zucca e un po' me la tengo per fare una decorazione. La crema di fiori di zucca è sì, molto interessante, oltre che il fiore di zucca a essere anche un ingrediente versatile che dà anche quel tocco particolare ai piatti, oltre che bello da vedere perché si può usare anche per decorare, no? Esatto, in questo caso lo troviamo sotto crema, perché
I fiori di zucca per usarli come condimento nel risotto perdono molto, quindi per fare un chilo di risotto servirebbe, non dico un bancale di fiori, ma quasi. Quindi condiamo con della crema e in questo caso fa un po' di effetto da colorante, dà un po' di mineralità di quello che sono i fiori, insomma, e lo riportiamo per la decorazione del piatto e successivamente lo vedremo ripieno, quindi in un altro contesto, insomma. Benissimo, fiori di zucca, Chiara, ti facciamo una domandina anche a te. Una volta che compriamo la piantina, abbiamo tutti i fiori, se arriviamo a casa tutti contenti, poi per farla rifiorire c'è qualche particolare attenzione che bisogna avere o qualcosa da non fare per far tenere la pianta in salute? Bisogna piantarla in uno spazio abbastanza grande, perché comunque è una pianta che si ingrandisce molto e va piantata in terra, magari mettendo sotto anche dello stallatico o del concime, e dopo la pianta cresce, man mano lei continua a fare i fiori, man mano che tu togli il fiore poi cresce il fiore successivo, non è che devi dargli, a parte l'acqua e il concime, nessuna attenzione particolare. Benissimo. E quando è meglio anche raccoglierlo questo fiore? Perché magari a volte ti viene fuori la zucchina con il fiore, ma non sai se toglierlo subito oppure aspettare. No, sarebbe meglio toglierlo subito prima che appassisca, quindi quando vedi che il fiore è bello aperto, già raccoglierlo subito e conservarlo. Piccoli trucchetti che ci possono aiutare anche nella cura dell'orto. Esattamente, anche il nostro terrazzo, che nel caso delle nostre zucchine dovrà avere un recipiente dovrà essere un bel terrazzone grande. Abbiamo scoperto che è meglio evitare le zucchine perché naturalmente hanno bisogno di molto spazio, quindi bisogna avere un vaso molto molto grande. Esatto. Ci sono dei terrazzi o chi ha un terrazzo magari sopra la casa bello ampio anche perché devi avere una vasca molto grande dove metterlo, come anche scherzavamo in una puntata con Maria delle Angurie in terrazzo, che ti occupano tutto il terrazzo, no? Un terrazzo per le angurie, in sostanza, più che le angurie in terrazzo. Diciamo che non è la pianta più consigliata da mettere in terrazzo, è meglio andare a comprarle in supermercato in questo caso. Solo per veri adepti, esatto, soprattutto l'anguria. Però a proposito di anguria, poi parleremo anche di frutta con Chiara, perché quando ci sarà la nostra Giorgia a preparare i dolci vi racconteremo anche qualche curiosità su come si possono coltivare alcuni frutti nell'orto, innanzitutto, e quindi nel giardino di casa, ma anche delle piccole soddisfazioni in terrazzo, perché oggi c'è anche un po' più questa voglia di scoprire la natura e ci sono anche dei frutti più piccoli che ci possono dare delle soddisfazioni, ma poi ne parleremo. E tra l'altro ricordo che questo ottimo risotto del nostro Elia poi lo assaggeremo, è vero? Assolutamente sì, ci siamo quasi. Quindi bene, adesso procediamo ad impiattare, anzi, passo fondamentale per i risotti, la mantecatura. Esatto. Che ci piace. Io dico sempre, dove c'è il burro viene sempre tutto più buono. È vero, da quel tocco in più il burro, però sai, la mantecatura effettivamente ogni tanto ci crea qualche dubbio. Sì, ma ci poi sfugge. Devi sapere, caro Elia, che noi spesso abbiamo tanti ascoltatori che ci ascoltano dall'Austria, dalla Germania, e quindi cercano, una volta tornati dalle vacanze, di riproporre e ricreare i nostri meravigliosi piatti. Diamogli il consiglio della mantecatura giusto. Allora, mantechiamo il riso sempre fuori dalla fiamma, quindi ci spostiamo su un piano d'appoggio, su un piano di lavoro. Ogni riso ha il suo rilascio di amidi, quindi avrà bisogno di più o meno massa grassa, diciamo. E soprattutto qualche tipo di risotto, come in questo caso, necessita un po' di riposo, quindi fuori dalla fiamma lui riposa e rilascia in questo momento qui un po' di amido per creare quella solita onda che chiamiamo noi nei risotti, no? Quindi aggiungiamo burro e formaggio e lo facciamo saltare leggermente e delicatamente in padella. Quel tocco in più che darà quel gusto finale al risotto e che insomma fa anche la differenza. Vedo che tra l'altro nel frattempo hai guarnito già il piatto quasi per prepararlo al risotto e darci qualche indicazione anche sull'impiattamento. Come hai deciso di strutturarlo?
Allora, in questo caso abbiamo un risotto con un po' di crema di fiori di zucca e questa è la base. Sopra andiamo a mettere facciamo dei mucchietti, delle torrette di zucchine alla scapece, quindi le abbiamo fritte, le abbiamo fatte disidratare nell'olio, diciamo, messe a marinare con aceto, menta, aglio e basilico, i suoi aromi, e lo lasciate riposare una notte in modo che prendano tutti i sapori. Le metteremo sopra. Bella questa idea, Maria, che ne dici? Sì, mi stavo proprio concentrando sul piatto perché già adesso sembra gustosissimo. Infatti inviterò anche tutti coloro che ci stanno sentendo proprio qui all'SR Berzot, se hanno piacere di assaggiare anche questo piatto potranno avvicinarsi tra poco. È vero, verissimo. Tra l'altro, intanto che Elia tu procedi con l'impiattamento, naturalmente se hai qualcosa da aggiungere, aggiungi pure. Io vado qui vicino nell'angolo dei vini, che è anche il mio preferito, per conoscere questa azienda. Stefano, direi che la introduci tu e poi invece sentiamo anche le nostre due ospiti, Paolo e Maria. Certo, l'azienda, i vigneti da cui nascono questi vini sono dell'azienda Taccoli Asquini, che è di Cuccana di Bicinicco, un'azienda storica, il cui anno di fondazione si scopre dall'etichetta dello spumante, perché 1836 è l'anno in cui l'azienda è stata creata, tant'è che c'è anche sul tetto della casa una bandierina in metallo con quest'anno. E il 1836, così ci piace chiamarlo, perché 1836 è un po' più lungo, quindi è lo spumante metodo Charmat, che viene fatto da Paola e da Maria, e c'è poi un bianco che è a base di uve di Tokai, si direbbe, ma in etichetta si chiama Friulano ed è battezzato Aleph, e poi c'è un rosso che invece è un uvaggio di refosco del peduncolo rosso e merlot, che si chiama Omega. Sono tre vini che rappresentano in fondo una selezione della produzione dell'azienda da cui provengono e che sono stati chiamati il Tasso. Dopo magari ci facciamo raccontare, o racconto io come è nato questo nome, ed è diciamo, sono agli esordi, nel senso che questa è una selezione su cui ci lavorano da tempo, ma sono le prime annate in commercio e quindi anche una delle prime occasioni per assaggiarli. E l'azienda, come dicevo, è un'azienda che nasce quasi 2 secoli fa e il fratello di Paola, Federico Taccoli, è l'agronomo, e ho avuto la fortuna di andare da loro 2 o 3 settimane fa e ci ha raccontato anche della grande attenzione al rispetto dell'ambiente, al sempre minore utilizzo della chimica, di anticrittogamici, di prodotti che oggi si possono sempre più evitare, diciamo, utilizzando tecniche e accorgimenti che fanno bene all'ambiente, fanno bene all'agricoltura e ci regalano dei vini che poi saranno certificati dal Sistema Nazionale di Produzione Integrata. Quindi è un'occasione, quindi mi rivolgo anche a chi ci segue o ci ascolta, se nei dintorni, che venga qui ad Aiello all'SR Berzot, così può assaggiare questi vini che poi abbineremo ai piatti del nostro chef. Grazie per l'introduzione, poi naturalmente sentiremo anche Paola e Maria che ci racconteranno di questa azienda, tanto insomma abbiamo ancora molto tempo per scoprire questi vini e tra poco vedremo quale abbiniamo a questo risotto. Eccolo qua Elia che sta mostrando il primo piatto protagonista. Allora, raccontaci i dettagli di questo impiattamento e ricorda che insomma c'è chi ci segue ovviamente via video, in diretta video, ma anche chi ci ascolta alla radio, quindi vai coi dettagli. Abbiamo un risotto ai fiori di zucca, zucchine alla scapece, granita di ricotta al limone, delle foglioline di basilico greco per decorazione e una macinata di pepe. Bellissimo, ottimo, bel piatto anche con questo sfondo giallo che ci ricorda tanto i colori dell'estate. E
Chiara, tu così, distinto proprio, se dovessi mettere in tavola qualche fiore da abbinare a questo piatto così estivo, cosa proporresti? O anche qualche piantina aromatica, perché no? Appunto, stavo per dirti proprio quello. Io direi che sulla tavola ci starebbe benissimo qualche piantina aromatica, anche per i profumi, gli odori, come abbiamo detto prima, quindi anche proprio una pianta di basilico abbinata magari a una di rosmarino, per abbellire sia la tavola che per il sentore profumato che hanno, o anche un bellissimo geranio, magari in mezzo mettere un geranio colorato e ai lati delle piantine aromatiche, dopo si può mettere delle candeline, del profumate o non, insomma si può abbellire con qualsiasi cosa. Poi devo dire che qui da Serre Berzotti sono andata a fare un giro, se volete abbellire la tavola utilizzando le piante ma anche abbinando tantissima oggettistica, trovate veramente tante idee per poterlo fare, sia che la vostra cena o pranzo si trovi all'interno che all'esterno in giardino, dove vi potete sbizzarrire. Allora io direi, intanto che Elia si prepara e facciamo gli assaggi, poi invece ci prepariamo il prossimo piatto, che andiamo a conoscere qual è il vino che il nostro Stefano insieme a Maria e Paola ha deciso di abbinare a questo piatto. Chi parla? Stefano, parli tu o Paola e Maria? Tu. Parlo io, così anche assaggio. È una scusa per assaggiarlo. Ci vuole. No, partiamo dal primo. È uno spumante metodo Charmat, o mi piace anche chiamarlo metodo Martinotti, metodo italiano. Gli spumanti si possono fare o col metodo classico, cioè quello che chiamavamo champenoise, oggi non possiamo più chiamare così, dove ogni bottiglia ha una sua, come dire, particolarità, nel senso che lo spumante in quel caso viene affinato in bottiglia. Con il metodo inventato a fine 800 da Charmat e da Martinotti si usa l'autoclave, e questo è il metodo di vinificazione utilizzato per il 1836. Il 1836 è fatto con uve di Pinot Nero, che chi non è magari appassionato di vino non penserebbe che lo champagne ad esempio si fa soprattutto a base Pinot Nero, che è un'uva rossa. Ovviamente le bucce vengono tolte, altrimenti si ha uno spumante rosé. Il Pinot Nero quindi ha una grande vocazione alla spumantizzazione e ha anche, devo dire, una bella storia. Assaggio allora. Sì, deve assaggiare, per quello era in posizione. Tra l'altro io approfitterei, no, dicevi una bella storia, dopo continuiamo il discorso, proprio dall'assaggio, no, della descrizione di come andiamo anche ad assaggiare il vino, perché a tutti piace fare bella figura quando andiamo a bere un bicchiere di spumante, come in questo caso, però insomma c'è una procedura, raccontacela tu. Ma, diciamo che non sono un sommelier, quindi non è che seguo una procedura. Sono un appassionato di vini, bevo tanto e quindi li descrivo come vuole anche sentirli raccontare il consumatore finale, che magari non ha studiato quali sono i sentori o le classi di gusto, di profumo, all'olfatto. No, ma noi non volevamo una descrizione complicata, semplicemente anche usare l'olfatto, sì, annusare. Intanto usiamo la vista e soprattutto ovviamente negli spumanti si guarda il perlage, cioè l'effervescenza che dal fondo del calice sale verso l'alto, ed è diciamo che possono essere diversi, ci può essere un perlage che sale molto velocemente. Questo è un perlage fine che si nota subito, ed è un vino dal colore chiaro, dal colore diciamo un paglierino scarico, ed è al naso subito emerge qualche nota di fruttata. Visto che siamo alle serre e che parliamo anche di piatti che sono legati a prodotti che vengono dall'orto, quando pensavo, diciamo, a quello che avremmo raccontato oggi, pensavo proprio al fatto che spesso definiamo anche le note aromatiche, le note olfattive che ci possono ricordare aromi, foglia di pomodoro. Questo 1836 in bocca ad esempio mi ricorda la mela. Quindi
ogni vino porta con sé, anche a seconda del territorio in cui nasce, del metodo di vinificazione, degli aromi, dei profumi, dei sapori che ci ricordano fiori, frutta, quindi la serra è perfetta per poterli raccontare. Verissimo, verissimo. Barbara, e quindi l'assaggiamo intanto, Maria? Volevo ricordarti, come Sì. mi ha ricordato anche la nostra nutrizionista, che qualche settimana fa abbiamo parlato anche di mindful eating. In questo caso Stefano ci ha un po' descritto anche il mindful drinking, perché ci ha raccontato proprio cosa ha sentito, tutto ciò che ha sentito con i sensi intorno a questo bicchiere di vino. Quindi anche questo è il bello di degustare, come hai fatto tu Stefano, un bel bicchiere di vino o un piatto come sarà quello del nostro risotto, proprio vivere a pieno tutti i sapori e anche il momento in cui lo stiamo assaggiando. Il vino è sempre un'esperienza soprattutto emozionale oltre che sensoriale, no? Anche perché è associato sempre a bei momenti, oppure ci aiuta a rilassarci dopo una giornata magari piena con un ottimo aperitivo. E Maria e Paola, volevate aggiungere qualcosa su questo spumante? O come lo proponete, o se qualcuno volesse venirlo ad assaggiare? L'unica cosa che da aggiungere è che è una cuvée, praticamente l'assemblaggio di 2 annate del 2019 e 2020. Ricordiamo anche dove possono venirvi a trovare, Maria, i nostri ascoltatori, o Paola. Allora abbiamo o il nostro punto vendita aziendale appunto in azienda a Bicinico, oppure a Trieste nel nostro punto vendita di via Convi numero 7. Questo è un dettaglio importante, perché chi ama il vino, Stefano, tu sicuramente mi darai ragione, prende sempre appunti perché ama assaggiare e ama soprattutto conoscere le aziende del nostro territorio. Certo, il vino è la bevanda che racconta il territorio e che poi spesso si abbina bene anche ai prodotti che in quel territorio si raccolgono, o i piatti che sono cresciuti nei secoli in quel territorio. E il bello dei vini, il tasso, è che poi in questo caso è una cuvée appunto di 2 annate, come diceva Maria, ma anche il bianco, l'Alef, il friulano e l'Omega non sono vini giovanissimi, cioè messi sul mercato l'anno dopo della vendemmia. Il friulano Alef infatti è del 2019 e il rosso è del 2018, quindi anche a dimostrazione che spesso si pensa che solo i rossi possano invecchiare, oppure che la nostra regione sia una regione da vini freschi da bere subito. Non è vero, perché il vino ovviamente nella sua vita, perché è un prodotto vivo, in bottiglia evolve, cresce, può durare anche decenni e comunque se viene fatto come avviene nell'azienda, una leggera un leggero appassimento. Prima sentivo lo chef che parlava della mantecatura, in questo caso invece c'è un'altra tecnica che è quella di lasciare appassire per brevi periodi ovviamente le uve prima di procedere alla vinificazione, nel senso che conosciamo l'appassimento come la tecnica per fare i vini passiti, il Picolit, il Verduzzo, il Tokai d'Ungheria. Prima c'era una signora qua che mi ha detto solo ungherese e chiedeva dov'è il Tokai che ci hanno fatto, di cui ci hanno portato via il nome. E questa tecnica nasce non solo perché si può fare, voglio dire, esiste già come tecnica usata in tante aziende, ma perché l'azienda Tacoli coltivava tabacco e quindi hanno ancora una parte dell'azienda in cui c'era l'essiccatoio, quindi hanno pensato di utilizzare questa tecnica, che in quel caso serviva a essiccare le foglie del tabacco, che ovviamente sappiamo, chi fuma la sigaretta, chi fuma la pipa eccetera, il tabacco non deve essere fresco, e in questo caso invece hanno avuto l'intuizione di fare un appassimento delle uve che dona ai vini un maggior corpo, più profumi, quindi li rende più eleganti, e anche questo è un imprinting dell'azienda, del territorio e del marchio Il Tasso.
Ma io ogni volta che parlo di vini, in particolare con Stefano Cosma, no, non mi ubriachi, ma si scopre sempre qualche dettaglio in più, no? E quindi anche come ogni azienda dà ai suoi vini la sua particolarità, la sua impronta e una traccia della sua storia, oltre che del luogo da dove nascono i suoi vini. E questo è un aspetto davvero affascinante, Maria. Allora, siamo pronti con il nostro risotto. Elia, hai preparato tutte le porzioni, ricordaci la ricetta per chi si sintonizzasse in questo momento, per chi sta passeggiando qui da Serre Berzot e potrebbe ad esempio approfittare per assaggiarlo. E poi io ho visto una mossa, Barbara, che tu eri immersa nel vino, ma Elia ha messo il profumo anche ai nostri piatti, quindi voglio sapere anche cosa è successo in quel momento. Allora, il profumo non è nient'altro che l'aceto affumicato di cui parlavo prima, va spruzzato, quindi proprio come un profumo, per sentire questo. È il primo momento che hai quando ti siedi a tavola col risotto, è il profumo dell'aceto affumicato che arriva, quindi è il primo impatto, è il biglietto da visita, diciamo, di questo risotto, che è un risotto ai fiori di zucca con delle zucchine alla scapece, una granita di ricotta, limone, pepe e foglie di basilico. Favoloso. Vi ricordo anche che nei prossimi giorni poi ritroverete le ricette anche sul nostro sito radio.0.it e direi che possiamo procedere all'assaggio, Barbara, se non hai altre domande per il nostro chef. No, assolutamente, io la lascio perché vedo che c'è attesa e poi naturalmente andremo anche a chiedere un po' com'è stata questa ricetta, quali sono state le impressioni, no? All'assaggio. Tra l'altro tra poco andremo a preparare la prossima ricetta proprio dedicata alle erbe, ma io approfitterei anche proprio della nostra Chiara per ricordare tutto quello che offrite qui da Serre Berzot a chi ci sta ascoltando alla radio, in tutta la regione. Sì, a parte le piante da orto di cui abbiamo parlato prima, tutte le piante aromatiche, le piante da balcone, le piante da esterno, ma anche le piante da interno, come tutti i tipi di piante grasse, gli anthurium, tantissimi tipi di orchidee colorate di tutti i tipi e anche le sansevierie, che sono delle piante grasse che purificano l'aria. E dopo abbiamo gli spatifilium, le calancoe, tantissime piante sia da interno che da esterno, anche gli alberi da frutto di cui andremo a parlare dopo, moltissime varietà, kiwi, pesche, mele, albicocche. E poi se si vuole regalare anche un bel mazzo di fiori siete preparati anche per dei bei regali. Esatto, sì, sia mazzi di fiori che anche articoli da regalo come può essere un vaso, una lanterna, una bella candela, insomma di tutto e di più. Benissimo, direi ottimo, noi ci prepariamo alla seconda ricetta, intanto Barbara possiamo andare a degustare la prima, che dici? Beh sì, esatto, intanto parte anche la degustazione e la seconda ricetta che proponiamo è un'altra ottima ricetta da proporre sia insomma a una cena, un pranzo che anche come finger food, è vero Elia? Sì, la vediamo in due versioni, facciamo l'assaggio, quello che è una frittata classica alle erbe, che insomma è tradizionale del nostro territorio e in questo periodo ne siamo ricchi, soprattutto gli ultimi giorni che è uscito il sole, penso che tutto quello che è il sottobosco abbia avuto modo di esplodere. Erbe miste, di solito troviamo del finocchietto, maggiorana, ortiche, santoreggia, menta, basilico, quelle che sono le classiche, tritate e messe nella frittata. Qui abbiamo la classica e oggi vi faccio vedere una frittata scomposta che è una crema d'uovo, una base di crema d'uovo, un crumble alle erbe e delle chips di formaggio. Beh, direi benissimo, un'ottima idea anche per un picnic veloce, se uno volesse prepararlo in anticipo. Assolutamente sì, anche perché poi questa scomposta no, ma la frittata classica va benissimo anche su una tartina, su un crostino, mangiata fredda, penso in qualsiasi occasione.
Beh, anche questa poi andremo ad abbinarla ai nostri vini. Parlavamo di piante aromatiche però, Chiara, andiamo un po' ad introdurre anche questo mondo che ne abbiamo parlato un po' prima di quelle che si possono avere, ma parliamo un po' anche di come trattarle, dove ad esempio parlavamo prima del basilico, come è meglio tenerlo, sole, ombra, raccontiamo un po' anche questi piccoli trucchetti. Il basilico andrebbe meglio tenuto in una parte ombreggiata della casa e bagnato regolarmente perché soffre molto la siccità. Le altre piante aromatiche invece si possono tranquillamente piantare in terra o in balcone, non richiedono grossissime cure e manutenzioni. Diciamo che, come dicevo prima, le classiche da tenere sono il basilico, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia. La salvia esiste di due tipi, a foglia stretta, a foglia larga. Quella a foglia larga viene utilizzata molto anche per farla in pastella, oppure abbiamo la pianta di timo, la maggiorana, dopo ci sono anche le piante aromatiche, che c'è il raffano, la curcuma, lo zenzero, che sono piante un po' più particolari ma che potete trovare anche qui da noi. E dopo tutti i tipi di prezzemoli, di sedano, che sono indispensabili in cucina per qualsiasi piatto, risotto anche estivo, qualche insalata, o anche nelle insalate estive magari con le zucchine, anche della menta fresca da mettere per rinfrescare. È un mondo da scoprire quello delle piante aromatiche. E poi mi era piaciuta molto anche, ci eravamo lasciati anche in una delle scorse puntate con la salvia, avevamo parlato di due tipologie di salvia, una ce l'avevi proposta anche per un bel antipasto con le foglie fritte della salvia. L'ho detto. Scusa, ero persa sulla preparazione del piatto, benissimo. Allora stiamo andando a degustare anche qui all'SR Berzot il nostro primo piatto, vedo facce felici già tra il nostro pubblico. Io vi ricordo che siamo comunque anche in diretta, oltre alla radio, anche sui nostri social, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, la nostra Radio.0 TV. E Barbara, avevi altre domande da fare sulle piante aromatiche oppure al nostro Elia? Vedo che si sta destreggiando con vari ingredienti. Sì, Elia, che cosa stai facendo in questo momento? Poi tra l'altro tra poco faremo assaggiare ovviamente anche l'abbinamento del risotto per non lasciarvi a bocca asciutta e diamo il tempo al nostro Stefano di assaggiarlo, quindi così anche lui potrà poi raccontarci dei dettagli in più sul servizio del spumante proprio dell'azienda al tasso che andremo ad assaggiare e che Maria e Paola serviranno. E chiederemo anche qualche informazione su questo. Allora Elia, torniamo a te, cosa stai facendo? Allora, in questo momento sto impiattando quello che è una frittata scomposta. Ho ripreso gli ingredienti che vanno dentro. Abbiamo una crema all'uovo, una base di cipolla rossa caramellata, un crumble che non è nient'altro che un impasto sabbioso fatto con farina e burro e zucchero di canna, al quale ho aggiunto le erbe aromatiche che abbiamo in questo caso. Sono gli stessi ingredienti che ha dentro una frittata, solo presentati in un modo diverso. Beh, però un bel modo per presentarla e per non farla, no, non è la solita frittata. Esatto. Ci vuoi dare anche qualche consiglio sulla preparazione? Io avevo una domanda. Quante uova, per fare una frittata ad esempio, se dobbiamo fare per 2 per 4 persone, quante uova consigli proprio per preparare delle porzioni perfette, delle frittate giuste? Allora, io penso che in ambito casalingo, quando hai 2-3 uova a persona, quello sia il quantitativo giusto. Poi nel classico la dieta mediterranea dice che non si dovrebbero superare le 4 uova alla settimana. C'è chi ne mangia di più e chi ne mangia di meno, e se te le giochi tutte in una frittata un colpo solo, poi non dovresti più mangiarla, insomma. Giusto. E poi invece, parlando di frittata in padella, frittata al forno, hai qualche consiglio anche per queste due tipologie di preparazione? Mi trovo bene a farlo in tutti e due i modi. In questo caso questa è una frittata fatta al forno, in teglia, viene come una frittata normale, bisogna giusto prendere mano sulle tempistiche, sul momento della cottura, insomma. In quanto tempo hai cotto questa frittata? Questa frittata in una decina di minuti era pronta. Io l'ho infornata a 200 gradi, poi man mano dopo 5-6 minuti ho abbassato a 150 e l'ho lasciata riposare a forno spento.
E diciamo che in 10 minuti di cottura arriviamo al punto desiderato. Molto bene, avete preso appunti? Allora intanto io torno dai vini qui da Stefano Cosma, noi serviamo intanto il nostro spumante a chi volesse assaggiarlo. Temperatura di servizio, Stefano? Ma lo spumante effettivamente è il vino che va servito più freddo anche di un bianco fermo. Per mia esperienza è bello anche assaggiarlo quando ha una temperatura più alta, perché i vini quando non sono tanto freddi sprigionano dei sapori, degli aromi che altrimenti non si sentono. Ovviamente si sentono anche i difetti se un vino comincia a scaldarsi, però lo spumante va bevuto freddo perché così sprigiona di più la sua freschezza, il perlage aggredisce di più le papille gustative, cioè è piacevole così. Però ecco, consiglio sempre di assaggiare un vino bianco anche quando prende un po' di gradi, quando sale la temperatura, perché si sentono, soprattutto sto pensando anche al friulano, che quindi ha avuto questo breve appassimento, perché si sentono come dire, gli aromi più delicati, quelli che spesso anche si usa dire nella degustazione, no? Che un vino è pieno, è caldo, ma non per la temperatura, proprio per la pienezza del gusto. Invito comunque le persone ad assaggiare questo, perché venite, non abbiate timore. Capisco chi è alla radio che non possa assaggiare, ma qui che siete in presenza vi invito ad assaggiare il 1836, che come dicevamo prima è una cuvée, cioè è l'assemblaggio di 2 annate, no? E dopo aver assaggiato il risotto preparato dallo chef Elia, abbinandolo a questo spumante, stanno anche bene insieme, nel senso che il 1836 è delicato, non sovrasta il sapore del risotto, e anzi hanno delle note in comune che si sposano bene, quindi immagino che avrete già finito l'assaggino di risotto, però potete assaggiare il vino, siccome avete ancora al palato il gusto che vi ha lasciato il piatto che ha realizzato Elia, potete secondo me sposarlo bene, anche perché è una bollicina che pulisce il palato, e quindi siete pronti poi per la frittata e per l'altro vino. Certo, poi lo racconteremo. Intanto guarda, io mi sposto, così sono sicura che le persone sono timide perché stiamo facendo le riprese. Mi sposto così sapete che riprendono me che vado più in là, e voi potete venire tranquillamente ad assaggiare lo spumante, va bene Stefano? Poi torniamo per il prossimo vino con la frittata. A dopo allora. A tra poco. Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori, quelli che ci seguono anche in tutto il Friuli Venezia Giulia sulle nostre frequenze, e magari sono in macchina e ci stanno ascoltando dall'autoradio, che noi siamo da Serre Berzot ad Aiello del Friuli, e in questa esplosione di verde vi presenteremo piatti con lo show cooking che sta andando avanti con il nostro Elia Zappulla, e poi avremo anche altri ospiti tra pochissimo, Maria. Sì, parleremo ancora di ricette dal gusto d'estate, anche perché come dice questo appuntamento sono assaggi d'estate, proprio perché vi proponiamo delle belle ricette per i vostri pranzi, le vostre cene estive. Saremo insieme a Claudia del Bed and Breakfast La di Cesar, proprio qui a 2 passi sempre di Aiello del Friuli, e saremo anche insieme alla nostra mini chef Giorgia, che ha preparato delle dolci creazioni per noi. Finalmente la rivediamo anche lei, anche in presenza, è prontissima anche a chiacchierare insieme a noi. Come sapete, a lei la parola non manca mai. E adesso invece abbiamo altre ricette ancora più interessanti che ci propone il nostro Elia. Vedo che le sta preparando, protagonisti appunto i fiori di zucca. Elia, raccontaci un po' cosa stai preparando in questo momento. Qui vediamo quello che è il fiore di zucca in un'altra sua versione, ripieno. A me piace un sacco ricotta e acciughe, e in questo caso è fatto ripieno di ricotta e acciughe. Lo abbino a un gazpacho che ho fatto con solo pomodoro, peperone e cipollotto, che sarà il fondo del mio piatto. Più o meno come così, circa proporzioni?
Tra pomodoro, peperone e cipollotto. Siamo curiose perché lo vogliamo provare perché anche noi noi a poi- preparare. Ok, allora diciamo Esatto. che io ho usato 3 pomodori costoluti, quindi abbiamo una dimensione media del pomodoro, un cipollotto e un peperone rosso in questo caso, per aggiungere una vaschetta. Poi a me piace liscio, quindi ho setacciato tutto, ho completamente tolto quella parte della polpa che ha il gazpacho di norma e lo adagerò il fiore di zucca ripieno e gratinato, in questo caso lo facciamo con una gratinatura veloce col cannello, su una focaccia che è stata condita con del sale affumicato, sempre tornando al discorso di quello che è la linea del nostro ristorante, insomma. Bellissimo. Beh, direi che abbiamo parlato di pomodori e andrei a chiedere il consiglio degli esperti anche per la preparazione del gazpacho. Chiara, quali pomodori ci consiglieresti anche da utilizzare? Oddio, questa è una domanda da fare allo chef, però io posso dirti che tipi di pomodori, noi abbiamo tantissimi tipi di pomodori, come dicevamo prima, dal ciliegino al datterino, quello a grappolo, il cuore. Lui consigliava dei pomodori abbastanza grandi, quindi direi che passiamo direttamente, tralasciamo i nostri amici orangini e maggini, che sono i pomodorini datterini gialli e i ciliegini arancioni, e invece passiamo alle piantine più grandi. Sì, ci sono i pomodori giganti, i beef stick addirittura chiamati, non so se siano i più adatti, se l'ha detto lo chef ci fidiamo assolutamente, e comunque da noi trovate tantissime piante di pomodoro, anche di pomodori grandi, giganti, tondi da insalata, tantissime piante, sia in vaso come dicevamo prima, sia nelle vaschette da 6 piantine. Ovviamente se uno deve fare l'orto in terrazzo è più indicato comprare la pianta singola. Non so se il pomodoro gigante è il più adatto da mettere in terrazzo, magari io andrei più su, come dicevo prima, quelli nani o i ciliegini datterini. Benissimo, poi parlavamo anche di piantine recise, vuoi ricordarci anche la differenza tra una piantina normale e invece la piantina recisa? Innestata, scusa, sì, io non sono l'esperta, mi dispiace, scambio parole così. Sì, le piantine innestate diciamo che sono più grandi e sono resistenti alle maggiori tipi di virus che si conoscono e producono anche il doppio rispetto a una pianta normale, quindi anche più adatta appunto da essere messa in terrazza perché richiede meno lavoro come manutenzione dai parassiti anche. Benissimo, ed è arrivato il momento anche di passare all'abbinamento, Barbara? E certo, noi siamo alla frittata mentre il nostro Elia sta preparando questo bellissimo fiore di zucca e andiamo a conoscere un altro dei vini dell'azienda Il Tasso. Stefano stava assaggiando. È una scusa per... allora, qui siamo, come dicevo prima, con un friulano. Il nome dato diciamo, a questo vino è Aleph. Aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico e sinceramente non so perché l'abbiano scelto, ma io bevendo così faccio viaggiare la mia fantasia. Aleph è una vocale che è anche consonante nella lingua ebraica ed è muta, nel senso che nella lingua ebraica questo simbolo, che peraltro si vede vicino al nome Aleph, prende diciamo, la vocale a seconda della parola in cui è. E essendo muta, allora mi ha fatto pensare che noi non possiamo più chiamare Tokai il nostro vino da uve Tokai friulano, perché possiamo sempre dire che le uve sono Tokai friulano, ma in etichetta deve essere scritto friulano, quindi è un po' come il vino che di cui non possiamo più pronunciare il nome, e così Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, muta, mi ha ricordato questo. È anche vero che ha dei significati esoterici Aleph, ed è quindi il soffio vitale, il respiro che ha dato la vita, e quindi prima di bere ogni sorso ci vuole un respiro, quindi invito diciamo, a berne tanti. È un vino che dicevo non è giovanissimo, nel senso che è vendemmia 2019 e ha fatto, come avevo già detto, questo breve
appassimento, ma non solo, una percentuale del friulano Aleph viene affinato per 9 mesi in barrique e poi viene assemblato con l'altra parte che invece si è evoluta e cresciuta in botti di acciaio. Quindi intanto si vede già dal colore carico, pieno, che non è il solito friulano giovane, fresco, limpido. Questo sia per il passaggio in barrique di una parte, sia anche per quel breve appassimento. E questo è quello che si vede con l'occhio, però si ritrova poi in bocca, nel senso che è un vino dalla personalità che si esprime attraverso il corpo e come deve essere il friulano, leggermente amarognolo. A me ricorda in bocca anche un po' vagamente l'albicocca. Quindi non so se le serre Berzot hanno anche l'albicocca? Sì, abbiamo anche le piante di albicocco. Tra l'altro, visto che vedi? le hai interpellate, io vorrei dire che quest'angolino del vino che ci hanno preparato è veramente meraviglioso, perché noto anche qui vicino a me questa pianta di vite che è davvero bella da vedere, questi geranei molto particolari, e anche qui c'è un'altra pianta che adesso stavo cercando di capire, è un kiwi, il famoso kiwi, di cui però parleremo dopo che ci sarà la nostra Giorgia, quindi non spoileriamo troppo. Però la vite è molto bella, che si trova anche da Serre Berzot. Sì, esatto, trovate le piantine di vite. Sì. Anche nella parte esterna, diciamo, dove ci sono le piante da frutto, giusto? Sì, nella parte esterna, nel nostro vivaio, dove ci sono le piante da frutto e tutte le piante da poter tenere all'esterno perenni. Benissimo, allora io, Stefano, ti lascio offrire anche questo vino ai nostri ospiti, e poi magari ovviamente Paola e Maria, se volete dopo fare un commento anche voi su questo vino, torneremo. Adesso che hanno bevuto un po', così si sono sciolte. Hanno coraggio, sì. Giusto. E io invece torno dal nostro Elia per scoprire cosa sta preparando. Intanto abbiamo concluso il nostro fiore di zucca. Vuoi raccontarci anche come l'hai impiattato per chi ci sta ascoltando? Allora, sono andato a riprendere un po' quello che è tutto la zucca, quindi semi, il suo olio. I semi li ho tostati un attimino, li ho lasciati raffreddare e diventano un pochettino più croccanti. Abbiamo fatto quindi un gazpacho alla base, molto profumato, condito poi con l'olio di semi di zucca, adagiato sopra la focaccia e il nostro fiore ripieno, guarnito, decorato con un paio di erbe fritte. Si può fare con qualsiasi cosa, in realtà basta stare attenti alle temperature di fumo dell'olio, con qualche fogliolina magari più grande di erbe aromatiche, o comunque anche come del finocchio che ha queste foglie allungate e molto sottili, vengono molto bene e tengono soprattutto i colori per rendere il piatto esteticamente più bello. Molto belle anche queste foglie di finocchietto che hai messo per addobbare il piatto, Elia. E tra l'altro Elia non ha finito, è ancora una sorpresa per noi, un fondente di patate di cui ci parlerà tra poco. E intanto io approfitto per ricordare che qui da Serre Berzot trovate veramente tutto quello che vi serve. Noi abbiamo parlato di piante, ma come accennavamo prima, Chiara, si trova anche tutto quello che ci serve per adornare le nostre piante, oppure abbinare e regalare un tocco in più al nostro giardino, come vasi particolari o altri arredi dal giardino. Sì, abbiamo vari vasi che possiamo mettere in esterno, dove possiamo mettere delle piante o anche delle lanterne per addobbare ad esempio un tavolo, o da appendere a un albero dove sotto mettiamo la tavola, oppure possiamo fare anche delle confezioni con dei fiori recisi da mettere sul tavolo, che prima parlavamo di come abbellire appunto il tavolo, magari mettere delle candeline e fare degli addobbi con dei fiori freschi, magari con delle roselline o con dei lisianthus, qualcosa di estivo, di colorato, anche con dei girasoli adesso che è il periodo. Ecco, da dove veniva la mia anticipazione al fiore reciso, era questo che si intendeva prima. Poi i girasoli sono molto belli, io li adoro personalmente. C'è qualche consiglio che vuoi dare a chi ama i girasoli, se volesse riproporli nel proprio orto, nel proprio giardino?
Sì, diciamo che qui da noi potete trovare le bustine di semi anche di girasoli, come anche di tutte le piante da orto, o come avevamo parlato abbiamo anche i fiori da cucina, i fiori edibili, le bustine dei fiori edibili che possono essere usati appunto in cucina sia come decorazione che come preparazione nei piatti. Il seme del girasole va piantato, innaffiato, attendere che cresca e poi rinvasarlo in un vaso più grande o nel proprio giardino e ammirare il suo bellissimo fiore. Vero, il girasole ci dà proprio quel tocco in più e poi insomma i semi di girasole sono anche molto utili e fanno molto bene alla salute. Allora Elia, siamo arrivati, se non sbaglio, al nostro fondente di patate. Con che cosa? Raccontacelo tu. Allora, è un'emulsione in realtà, perché andiamo a lessare le patate e una volta cotte le frulliamo versando a filo dell'olio aromatizzato alle erbe, quindi portiamo l'olio a 30-40 gradi con le nostre erbe in infusione, con le bacche del pepe a piacere insomma, e mentre frulliamo le patate versando l'olio creiamo un'emulsione un po' come la maionese, il principio è lo stesso. In questo piatto io ho affumicato un pomodoro costoluto, come dicevo prima, e l'ho sbucciato in modo da tenermi la base per adagiarci sopra una tartare di melanzana in realtà. E qui sono andato a lavorare con il prezzemolo e ho fatto un'acqua di prezzemolo che non è nient'altro che il prezzemolo sbollentato con un po' di bicarbonato, frullato e setacciato, e viene fuori questo liquidino verde. Interessante. Che contiene tutta quello che è la clorofilla del prezzemolo. Anche la clorofilla in questo caso fa bene, vedo che la nostra nutrizionista annuisce. Eri già pronta con una domanda. Non ci sfugge vero? più niente, ma poi ovviamente approfitteremo per farle qualche domanda, magari alla fine dello show cooking del nostro Elia Zappulla. Ecco, vedo insomma che hai adagiato il pomodoro e adesso stai aggiungendo lo sclopit saltato, che è un'altra erba spontanea tipica nostra, semplicemente spadellata e fatta cuocere lentamente con del cipollotto di base. In questo caso lo sclopit è un po' legnoso perché ha i gambi un po' più grossi. Se trovate più foglia ha e meno gambo è, più buono è di solito. Beh sì. Come gusto ricordiamo che caratteristiche ha o con che piatti si può utilizzare lo sclopit, Elia? Solitamente come tradizione da noi si fanno i risotti, si fanno le frittate, quello che è un po' la nostra cucina. Io oggi ho cercato di portarlo in un altro piatto un pochettino fuori dagli schemi, tenendo questo pomodoro affumicato che ha fatto 3 ore di cottura, diciamo, chiamiamola cottura perché quando andiamo ad affumicare comunque non siamo a 0 gradi, per renderlo un attimino, non so, diciamo innovativo o come lo volete chiamare. Particolare, originale, insomma, beh, sicuramente i termini non ci mancano, ma soprattutto sarà interessante assaggiarlo, direi, Maria. E questo si può fare con qualsiasi tipologia di pomodoro, Elia? Possiamo usarli tutti per farli, diciamo, affumicati, allora, come ci dicevi? Diciamo che sto un pochettino sperimentando questa cosa. Io ho un barbecue a pellet che il primo l'hanno fatto un paio di anni fa. Penso di sì, nel senso, io mi trovo bene con un pomodoro così grande che ha tanta polpa e quindi più percentuale di acqua c'ha e più il sapore del fumo sarà presente all'interno. Come dicevamo prima, anche per fare il gazpacho, secondo me più polpa ha il pomodoro e più buono viene, però poi a gusto, insomma. Ho anche un pomodoro verde qui, ve lo faccio vedere, che è lo stesso. Ah, eccolo qua, un è bel lo stesso, verde. Semplicemente un po' meno maturo e quindi sarà un po' più erbaceo, più pungente, meno profumato, meno dolce. E invece, Chiara, parlando di pomodori e pomodorini, parlavamo prima anche di gusto, anche nella differenza del gusto tra le colorazioni anche. Parlavamo di questo maggino, questo datterino giallo che è veramente dolcissimo, buonissimo anche per preparare i piatti estivi.
Sì, esatto, i pomodori gialli arancio sono molto più dolci rispetto alle altre tipologie di pomodoro e sono buonissime, come prima raccontava Maria, anche per fare delle salse per dei piatti. Magari fai la salsa di pomodoro giallo, di datterino, e ci condisci una pasta, oppure ho visto anche usarlo come base da mettere nella pizza, invece di mettere la salsa di pomodoro classica, di mettere la salsa di pomodorino giallo. Viene un gusto un po' più dolce, ma magari lo contrasti con qualcosa di un po' più salato, di più acidulo, e viene buonissima. Direi ottima idea, anche sempre parlando di piatti estivi. Sì, anche per cambiare i colori, no? O alternare rosso e giallo, le idee sono veramente moltissime. Tra poco, tra l'altro, parleremo anche proprio del vino abbinato a quest'ultimo piatto che il nostro Elia ha servito in modo veramente interessante. Tra l'altro io vi ricordo che potete seguire la nostra diretta anche video sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e in diretta sulla nostra Radio.0 TV, la nostra web TV che trovate sul sito radio.0.it. Allora Elia, eccolo pronto, descrivici il risultato finale. Hai scelto anche un piatto particolare con dei colori che risaltano proprio il verde e l'arancio del pomodoro con il colore delle patate. Sì, diciamo che poi io di solito parto dal piatto per creare qualcosa. In questo caso facciamo un contrasto di colore. Avrei voluto usare il pomodoro verde, ma poi non ci trovavamo bene sinceramente, quindi l'ingrediente fondamentale è il pomodoro, in questo caso affumicato, è quello che viene fuori, che dovrebbe essere l'ingrediente principale. Abbiniamo una crema di patate con le erbe, quindi sarà una crema molto dolce e profumata in questo caso, e sopra abbiamo una tartare di melanzana, una melanzana cotta al forno, scavata, spolpata e poi successivamente condita. Bello. La nostra Chiara voleva fare una domanda. Che melanzana hai usato in questo caso? Dato che qua ne abbiamo tante tipologie. Classica. Perfetto, grazie. Curiosità mia. Perfetto. E allora io adesso vado anche a scoprire quale sarà il vino che abbineremo proprio a questa ricetta che abbiamo appena preparato con il nostro Elia. Abbiamo assaggiato lo spumante, quindi le bollicine, abbiamo assaggiato il bianco fermo, e che bianco tra l'altro, e adesso andiamo ad accontentare gli appassionati del vino rosso. Sì, anche se mi mostravi le ricette che ci sono adesso, stanno ancora bene con il friulano. Certo. Il friulano peraltro è un vino che si sposa bene con i piatti che contengono l'uovo, con le frittate alle erbe, con gli asparagi, eccetera, per cui immagino appena assaggerò la frittata che questo mio pensiero sarà soddisfatto, sarà garantito. E il rosso che l'azienda produce, il rosso del Tasso, è l'Omega. Omega o Omega? In greco sarebbe Omega. Omega, perché io avevo 8 al ginnasio e quindi adesso sono passati tanti anni, ma effettivamente questi giorni pensavo che c'è l'Omega e l'Omicron. No, perché un Omega questa è grande e l'altra è la O piccola, l'Omicron. E quindi è un grande vino, perché Omega non è fatto con una sola uva, ma è fatto con la varietà di rosso tipico autoctono della nostra regione, che è il Refosco. Di Refosco ne esistono diversi, nel senso che questo è il Refosco da peduncolo rosso, ma esiste il Refosco di Faedis, il Refoscone, il Refosco d'Istria che poi diventa Terrano sul Carso, insomma, quindi il Refosco è il vitigno rosso principe della nostra regione. E ci pensavo tutte queste varietà quando la ragazza delle serre parlava dei vari pomodori. Noi siamo abituati a mangiare pomodorini rossi, no? Invece i pomodori che sono stati portati dal Nuovo Mondo avevano di tutti i colori, non a caso li chiamiamo pomodoro, non è stato battezzato pomorosso ma pomodoro. Sì, esatto, c'è Esistono proprio gialli, anche il pomodoro verdi, giallo. viola. Sì. Quindi è bello poter assaggiare tutte le varietà di pomodori che esistono, così come è bello assaggiare tutte le varietà di vini autoctoni e non autoctoni che ci sono.
In questo caso il rosso Omega, che è del 2018, è fatto con uve di Refosco e di Merlot. Il Refosco cos'è? 65%? E circa, insomma, il 35% Merlot. Se il Refosco è autoctono, perché è qui da sempre, dal Medioevo è citato, il Merlot invece è come il Pinot Nero, come gli Chardonnay, gli Sauvignon, eccetera, è di importazione, è un vitigno tipico francese d'Oltralpe che è arrivato qui nella seconda metà dell'Ottocento. Però il Merlot fra questi di origine straniera, secondo me, è uno dei vitigni che si è adattato bene, meglio degli altri, e dà grandi vini sia in purezza sia in ovaggio. Però io consiglierei comunque le persone che le vedo ancora un po' timide, c'è una signora che ha un Ma dopo difetto, mi sposto. mi ha detto che non beve addirittura, e che possono continuare a assaggiare l'Alef, perché l'altro piatto che prepara Elia, o che assaggiamo, qual è? Tu che hai le ricette. L'ultimo di Elia era il fondente di patate alle erbe con sclopizza, saltato e pomodoro, e prima c'era il fiore di zucca ripieno su focaccia. Sicuramente il fiore di zucca sta bene anche con il bianco. Il rosso ovviamente si abbinerebbe meglio a piatti a base di carne, però noi ci accontenteremo, e secondo me la cosa bella è che quando si danno dei consigli sul vino ci sono delle regole, chiaramente, però ognuno ha il suo palato. No, è vero, le sue preferenze. Io assaggio e prima che il bicchiere era quasi vuoto, sentivo molto più di prima che invece c'era il vino un profumo di albicocca. Ma magari io sono abituato a mangiare albicocca più di altri che hanno dimestichezza. Magari chi vive in una serra sente tanti profumi, sente altri profumi, altri sapori, e quindi è giusto raccontare, diciamo, le caratteristiche di un vino, ma ognuno ha il suo palato, la sua memoria olfattiva, e poi anche gli abbinamenti. Parlavamo di Pinot Nero, che sono l'uve con cui è fatto questo spumante. Se facessero anche un Pinot Nero fermo, è un rosso che si può abbinare anche a del pesce, cioè non è detto che bianco col pesce, rosso, no. Dipende dai vini, quindi ognuno poi adatta, diciamo, i suoi sapori nei piatti e coi vini a seconda del suo piacere personale. Questo sicuramente è un bianco che, un po' perché non è giovane, è del 19, un po' perché ha fatto, come dicevo prima, il leggero appassimento, l'assemblaggio di due parti, una è stata 9 mesi in barrique, quindi nelle botti piccole di legno da 250 litri, e l'altra parte in acciaio, porta con sé dei profumi, un corpo molto elegante che riempie la bocca, e quindi può stare bene sia con piatti semplici. In fondo una frittata alle erbe è un piatto quasi da scampagnata, insomma, sia con piatti invece più ricercati, più raffinati, con piatti a base di pesce. E perciò invito le persone che sono qui a assaggiarlo e a pensare, anche se non hanno assaggiato tutto, con la loro memoria gustativa a cosa lo abbinerebbero, perché quando io assaggio vini penso sempre a cosa lo abbinerei, perché il vino, magari lo spumante, può essere anche un vino d'aperitivo, lo si prende, ci si diverte, si brinda con gli amici. Gli altri vini sono più da accompagnamento dei piatti, quindi ognuno poi quando sente il profumo, quando lo sente in bocca, pensa: vorrei avere qui un piatto che magari è il suo preferito, ecco. Giusto, Stefano, dici bene, quindi facciamo anche il ragionamento contrario, magari, perché no? Io approfitto anche qua per chiedere a Paolo e Maria, ricordare dove si trova la vostra azienda e dove si possono appunto venire a gustare e acquistare i vostri vini. Allora, appunto, la sede dell'azienda è a Vicinico, che si trova vicino a Mortegliano, tra Palmanova e Udine, e poi appunto nel nostro punto vendita aziendale a Trieste, in via Combi. Segnato tutto? Beh, io vi ricordo che tra l'altro troverete questa diretta poi disponibile per chi ci sta ascoltando alla radio, anche sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito radio.0.it, che sarebbe Arzotto ovviamente qui che vi aspetta da Ielo del Friuli, con la nostra Chiara che vi darà tutti i consigli necessari. Approfitto per salutare anche il nostro Elia Zappulla. Ricordiamo, caro Elia, dove possono venire ad assaggiare le tue delizie, i tuoi piatti, aspettando il prossimo appuntamento
appuntamento live. A brevissimo, stiamo quasi per ritornare ad aprire anche noi dopo questa disavventura del Covid. Ci trovate alla Boatina a Cormons, sulla strada che va a Corona. Siamo immersi nelle vigne e speriamo con fine mese di potervi fare provare quello che facciamo noi. Elia, grazie, è stato un piacere. Insomma, un bellissimo posto anche quello dove si trova il nostro Elia, e noi siamo pronti anche per la prossima degustazione. Intanto avviso anche la nostra nutrizionista che è venuta ad assaggiare, Claudia Casarsa, che si può avvicinare, così nel frattempo che noi ci spostiamo un attimo lei ci racconta come sono stati questi piatti. Comunque torno poi da voi dopo il passaggio dalla nostra Claudia, non la nutrizionista ma la nostra Claudia, che ci preparerà i suoi ottimi manicaretti di Lady Cesar B&B, e poi insomma chiuderemo anche ovviamente ricordando i vostri vini. Allora vieni qua pure Claudia, intanto noi poi ci prepariamo a ascoltare quello che ci racconta l'altra Claudia. Allora, com'è stato l'assaggio del risotto, e anche se c'era qualcosa che volevi aggiungere su tutto quello che abbiamo raccontato oggi? Buongiorno a tutti innanzitutto, da aggiungere che ho visto tante meraviglie e soprattutto oggi, che poi è anche la giornata mondiale dell'ambiente, direi che essere qui forse è proprio una ciliegina sulla torta, perché ho visto veramente tante piante, tante erbe, quindi poi quello che ci ha offerto anche lo chef è stato veramente la cucina, la tradizione enogastronomica locale, e soprattutto quello che è vero, l'esaltazione della dieta mediterranea, che è amica dell'ambiente, ricordiamolo ancora. Ha sfruttato, è stata una piacevole sorpresa l'aceto affumicato, che anche per me è un po' una novità. E poi per quanto riguarda anche l'acqua al prezzemolo, esiste anche la ricetta per un'acqua vegetale, dove possiamo magari sfruttare di più tutti i benefici delle piante, però ricordiamolo di lasciarle in ammollo magari con un'acqua a 37 gradi, proprio per non togliere ed eliminare e bruciare tutte le vitamine. Questa effettivamente è un'acqua in cui possiamo mescolare, oltre al prezzemolo, il sedano che rilascia potassio, quindi anche in questo potrebbe essere un naturale integratore. Le lasciamo a 37 gradi per un'oretta, così poi le lasciamo in frigo tutta la notte. Un mix di tutte le piante, dal basilico al sedano, insomma a seconda della fantasia ovviamente dei gusti, e questo potrebbe essere veramente un buon reintegratore assieme al gazpacho, perché ricordiamolo, il gazpacho io lo sponsorizzo sempre come migliore integratore anche per lo sportivo. Così. Grazie Claudia, consigli preziosissimi, magari ti ritroveremo più tardi. Intanto Maria, andiamo da Claudia dei Lady Cesar B&B, perché con lei insomma scopriremo anche dei finger food molto interessanti. Chiara, vieni qua con me, invece stavolta sarò io a torturarti più da vicino, come si dice, e sentiamo anche cosa ci propone Claudia, che stavolta abbinerà questi piatti con della birra artigianale. Esatto, ciao a tutti di nuovo. Allora, vi posso presentare quello che ho preparato. Abbiamo dei piccoli stuzzichini, finger food, ideali per una cena tra amici, uno stuzzichino, un aperitivo, perfetti insomma per quest'estate, da accompagnare anche a una freschissima birra. Vado io? Vai Claudia, iniziamo a preparare. Intanto è un piacere stare di nuovo vicino a te, perché i piatti sono favolosi. Ok, idee molto semplici, molto fresche. Allora vi posso presentare questo piccolo aperitivo. Abbiamo hummus di ceci arricchito con peperoni, e inoltre sopra abbiamo sbriciolato dei grissini in modo tale da dare un po' di croccantezza al tutto. E un altro stuzzichino, e questo semplicissimo uovo sodo, ed è nero perché è stato marinato nell'aceto balsamico per una notte. In questo caso l'uovo viene fatto bollire, viene sgusciato e immerso appunto nell'aceto. In questo caso, visto che abbiamo qui le birre, vi voglio presentare questo piccolo birrificio artigianale di La Tisana, che fa delle ottime birre, per quello sono qua insomma a presentarle. E assieme a questi due aperitivi io abbinerei questa birra, che è una birra chiara, delicata, profumata, e si adatta insomma un po' a tutte le preparazioni.
La apro così vedete anche insomma come si presenta. Ecco. Benissimo, la vedete perché io vi ricordo che ci stiamo regalando anche tutte queste immagini sui nostri social, vi parliamo insomma, su Facebook e su YouTube e vedete anche questi bei bicchieri tra vino e birra che stiamo proponendo qui all'SR Berzotte. Poi vedo anche delle belle preparazioni colorate. Esatto, e in questo caso un'idea diversa dal solito. Abbiamo una gelatina fatta col formaggio Frant, tipico della nostra regione, e latte, e poi per guarnire, per dare un contrasto, abbiamo messo delle fragole fresche di stagione. Questo è un abbinamento molto particolare e dopo, se volete, insomma, potete provarlo. In questo caso, visto che il Frant è più forte, più deciso come gusto, abbiniamo un'altra birra. Questa è una birra ambrata, ha un gusto più corposo e più profumata e essendo fatta anche con i luppoli inglesi ha un retrogusto amaro. Ora ve la mostro, così vedete anche il colore. È bello vedere anche la differenza di colore nella birra, poi su questo tavolo abbinate anche a questi finger così veloci, abbiamo visto la birra chiara, la birra ambrata e siamo pronti anche poi a preparare, a mettere in piatto anche, oltre che nel terzo bicchiere, anche in piatto qualcosa di bello fresco. Allora, un'altra idea freschissima per l'estate, in super stagione, semplicissima da realizzare. Allora, prendete l'anguria, la tagliate a tocchetti, la versate in una ciotolina, in un bicchiere dove preferite. Dopodiché, in questo caso ho utilizzato del formaggio locale, qua di Ioannis proprio, ed è un formaggio alla piastra, anche questo tagliato a pezzettini. In alternativa, se volete la classica fetta, potete utilizzare anche quella. Dopodiché abbiamo grattugiato i cetrioli con un pizzico di sale e poi lasciati sgocciolare in modo tale che perdano il liquido. E qui abbiamo dello yogurt, in questo caso yogurt bianco intero, ma se preferite potete utilizzare anche lo yogurt greco, ed è stato aromatizzato con un po' di aglio schiacciato. Quindi andiamo a mescolare lo yogurt con i cetrioli. Se volete aggiungete un pizzico di pepe o anche delle erbe aromatiche, quello che preferite, quello che avete sul bancone di casa. Una specie di tzatziki, diciamo. Esatto, questo. Sì, solamente che abbiamo utilizzato in questo caso formaggio, la salsa sì ovviamente, però ho utilizzato lo yogurt nostrano e poi utilizziamo anche il formaggio locale. Quindi facciamo così, visto che... Così, allora mescoliamo formaggio, cetrioli e yogurt e andiamo a riporlo sull'anguria. Anche questo sembra un abbinamento strano, ma vedrete che vi stupirà nella sua freschezza. Bellissimo, una bellissima e colorata idea. Sì, ideale insomma per quest'estate. In questo caso abbiamo una terza birra. E questa è una birra particolare perché quando la assaggerete dopo ha un retrogusto molto agrumato, molto fresca, perfetta per l'estate, e in questo caso sono stati utilizzati luppoli neozelandesi e infatti sentirete questa sorta di nota esotica. Adesso ve la verso così potete... Ecco, abbiamo stappato l'estate praticamente. Esatto. Chiara, volevi fare anche un commento? Abbiamo parlato di fragole, di anguria, parliamo di frutta quindi. Sì, volevamo parlare di frutta qui vicino alla nostra Giorgia, che intanto si è posizionata tra poco, perché lì infatti abbiamo anche delle belle piantine di fragole, quindi vi sveleremo un po' come poterle insomma anche coltivare nel terrazzo se volete, ma ovviamente nell'orto e nel giardino è la soluzione migliore, oltre che la frutta per l'orto. Però magari approfittiamo, visto che è dietro la nostra Claudia, che poi ci racconterà anche come avere tutte le sue delizie. Ci sono delle bellissime orchidee, ce ne sono molte qui anche da SR Berzotte. L'orchidea è sempre un bel regalo se andiamo, per esempio, siamo invitati a casa di qualcuno o in una festa in giardino. Pratica e anche abbastanza facile poi da mantenere. Sì, esatto, ci sono bianche, colorate, possono essere regalate anche perché è una pianta molto elegante, quindi se si va a una cena o qualcosa è un bellissimo dono che
credo a nessuno dispiaccia ricevere. L'orchidea ha semplicemente bisogno di molta luminosità e di essere innaffiata non molto spesso. E deve avere luce nelle radici, quindi è preferibile magari posizionarla dentro un vaso trasparente o di vetro e magari metterla vicino a una finestra in modo che abbia molta luce, perché richiede veramente molta luce. Ci tenevo a questa domanda perché sono una grande appassionata di orchidee e quindi non potevo non nominarle visto che sono proprio qui vicino a me, però in effetti è veramente una pianta che piace sempre e che sempre insomma trova il suo giusto posizionamento. Poi adatta per qualsiasi occasione, che sia per regalare per un matrimonio, per una nascita, per un compleanno, per una cena, per quello che si vuole veramente. Non si sbaglia mai, No, Chiara. mai. Chiara, poi avrò altre domande con te, però io ora volevo approfittare di chiedere a Claudia come si fa, insomma, ad avere i vostri manicaretti, anche perché voi avete delle soluzioni veramente molto interessanti per portare le vostre delizie in giro per la vostra zona. Ricorda anche dove vi possiamo trovare. Allora, noi come Bed and Breakfast ci troviamo a Ioannis, nella frazione di Aiello del Friuli, quindi per tutti i nostri ospiti ci trovate lì a livello insomma di Bed and Breakfast. Però se volete assaggiare le nostre cose, se abitate nella zona, facciamo food delivery e quindi vi portiamo noi direttamente a casa. Altrimenti un'idea molto carina che abbiamo appena inaugurato, abbiamo una cargo bike e quindi ci spostiamo un po' dappertutto. In questi giorni ci troverete sicuramente lungo la pista ciclabile l'Alpe Adria da Aquileia verso Grado e lì insomma in qualche modo disseteremo tutti voi ciclisti che passerete di lì. E inoltre troverete ovviamente queste bontà freschissime. Beh, un bel modo anche di unire un po' di sport al buon cibo, una buona idratazione naturalmente. Quando si fa sport è un bel paesaggio come quello che ci regala il nostro Friuli Venezia Giulia, in particolare anche la ciclovia Alpe Adria di cui abbiamo parlato anche noi qui su Radio.0, Barbara. È vero, bellissimo, e anche voglio dire che per chi ha deciso di fare una gita in bicicletta, trovare le delizie come quello di là di Cesara, insomma, è veramente un piacere. Poi insomma voi siete sempre attenti ai prodotti del territorio. Oggi poi Claudia ci ha offerto anche delle ricette vegetariane, quindi perfette anche per chi preferisce questo tipo di dieta, ma io ricordo che poi al di là di dividere tra chi mangia vegetariano oppure mangia un po' di tutto, quello che conta è il gusto, e tantissime di quelle ricette che ha proposto non ci fanno sicuramente rimpiangere altri tipi di menù. Grazie Claudia. Grazie a voi. È stato un piacere. Noi invece siamo quasi pronte, Chiara, ce la posso fare, per andare a scoprire le delizie della nostra Giorgia. Ma Chiara, dacci anche qualche piccola idea, così consiglio. Immagino che troverai tante persone che vengono con i bambini, magari per farli giocare nell'orto, far vedere come si può seguire il ciclo di vita, ad esempio, di una pianta. Quali idee suggeriresti? Diciamo che i bambini, non so perché, ma sono sempre attratti dalle piante di fragole, probabilmente perché dopo gli piace il frutto che diventa rosso ed è gustoso da mangiare. La fragola, come dicevi tu prima, va benissimo da coltivare in terra, ma anche in balcone. Ad esempio possiamo mettere un vaso rialzato e farle ricadere, in modo da non dover avere una vasca tanto grande, ma le facciamo ricadere, il frutto ricade, matura e dopo noi lo mangiamo. Altre piantine che sono bellissime da piantare insieme ai bambini, ai ragazzi, puoi mettere di tutto, anche del pomodoro, il cetriolo, che dopo pian piano loro vedono la crescita. Nel pomodoro imparano magari a mettere il bastone anche per legarlo, vedono tutta la crescita, il fiore, dal fiore al frutto. È anche una bella cosa da imparare, insomma. È vero, è un bel posto dove venire con i bambini qui da Serre Bearzot, oltre a capire la varietà di quello che ci offre la natura e quello che si trova nei giardini e nei terrazzi, visto che, come ci ricordava la nostra Claudia, oggi è anche la giornata dell'ambiente, e ci aiuta a far capire quanto sia delicato o importante il ciclo di vita delle piante, quindi a rispettarla. Esatto, sì, di non capire che si trovano semplicemente al supermercato, ma che c'è una pianta dietro che bisogna curare, far crescere, e da lì si ottiene il frutto. È vero. E allora invece qui vicino a me c'è la nostra Giorgia, prontissima. Allora è un piacere averti qui con noi anche in questo appuntamento live, e so che tu oggi ci racconti di una ricetta che è stata la protagonista di una tua vittoria. Ma siccome so che tu sei una super ormai conduttrice, co-conduttrice con noi di Radio Chef, lascio a te raccontare tutto.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti che siete venuti qua, i radioascoltatori come sempre. Esatto, Barbara, oggi vi proporrò una cheesecake di yogurt decorata uguale come ho vinto appunto il concorso a Benzone. Sono stata molto emozionata, come sono emozionata anche oggi, e ringrazio tutti, infatti il cast qua, e io direi di cominciare la ricetta e spiegarvela. Allora siamo pronti, Giorgia. So che è una ricetta dolce perché abbiamo raccontato di tante cose salate, quindi bisognava finire in bellezza. Una ricetta dolce come te, Giorgia. Giorgia, non preoccuparti anche per l'attacco nella presa di corrente, ci sposteremo da questa parte quando dovrai fare la preparazione. Ok, sì, infatti vi volevo chiedere innanzitutto per il burro che dovrò sciogliere adesso, se mi posso mettere. Adesso accenderemo la piastra. Intanto, se vuoi Barbara, raccontiamo ancora qualcosa con Chiara, intanto sulla la parte degli alberi da frutto, delle piantine insomma di frutta, e poi ci spostiamo anche alla ricetta. Sì, Chiara, tocca nuovamente a te. Parliamo proprio appunto degli alberi da frutto che, come diceva prima Maria, avete nella zona esterna proprio dedicata all'orto e il giardino. Sì, esatto, abbiamo un'area esterna, il vivaio, dove oltre alle piante da esterno trovate anche moltissime varietà di piante da frutto. Io oggi qua ho portato dentro una pianta di kiwi. La pianta di kiwi, per che maturi e faccia i frutti, bisogna mettere ogni 3 piante femmine una pianta maschio, in modo da riuscire a impollinare e a far fare i frutti. Altre varietà che abbiamo albicocchi, abbiamo peschi, abbiamo meli, susini, anche frutti di bosco come more, lamponi, ribes, le piante di vite di cui parlavamo prima. E dopo ci sono anche noccioli, noci mi pare, insomma tanti tipi di piante da frutto, come anche nel nostro orto trovate anche le piante di anguria, di melone e di fragola. Ovviamente le piante di melone e di anguria vanno piantate solo in terra, ovviamente non nei nostri balconi e terrazzi. Beh, certamente non è tanto difficile capire perché, visto che ricordo oggi è la giornata internazionale dedicata all'ambiente. Cara Chiara, ricordiamo anche che avere voglia di addobbare il nostro giardino e terrazzo con qualche bellissima pianta fiorita, oppure avere un bel orto ricco, aiuta anche a preservare la natura. Per esempio, dà una mano alle nostre piccole amiche api, che sono sempre molto importanti. Esatto, come prima ricordavo, noi abbiamo una zona dove ci sono tutte le bustine di semi, abbiamo appunto delle bustine che si chiamano amici degli animali, che ci sono quelle amiche delle farfalle, amiche delle api, oppure quelle che tengono lontane le zanzare, nemiche dell'estate. Nemiche però sempre naturalmente. Sì, no? sì, sicuramente. Esatto, e quindi così insomma si può fare davvero un po' di tutto in modo naturale. Allora vediamo intanto se la nostra Giorgia si è posizionata. Intanto Chiara, io ti ringrazio perché tu veramente ci hai dato un sacco di informazioni, e quindi voglio insomma ricordare a chi verrà qui a Serre Berzot che con Chiara avrà tutta l'assistenza necessaria, avrà la soluzione per i suoi dubbi, piuttosto che un consiglio anche su come abbellire il proprio terrazzo giardino, cosa proporre nell'orto, e tante idee anche proprio per rendere il proprio spazio verde ancora più bello e funzionale, perché oltre alla bellezza, come ci raccontavi per gli alberi di fico, bisogna anche capire quali piante stanno bene assieme, come farle prosperare. Esatto, sì, io insieme a tutto lo staff delle Serre Berzot siamo qui pronti a darvi tutti i consigli di cui avete bisogno e di cui necessitate. Grazie Chiara. Allora, come sta andando qui con Giorgia? Aspetta Chiara, noi ci mettiamo qui allora di sfondo. Esatto, ci spostiamo vicino alle mie amiche orchidee, a questi bellissimi cesti di gerani. Quante piante ci sono all'interno di questo cesto? Credo un 5-6 dovrebbe, perché abbiamo preso la varietà quella grande da pieno sole, questa. Sono bellissimi questi cesti, quindi anche una bella idea. Immaginate prendere un cesto di vimini, quindi riempirlo con queste piante. Noi qui abbiamo un bel vaso grande per addobbare il nostro spazio, quindi questa potrebbe essere l'idea se facciamo un aperitivo, una cerimonia nel nostro giardino o in qualche giardino, ma anche possiamo farne di più piccoli se vogliamo abbellire, non so, la terrazza o il giardinetto. Sì, come ad esempio abbiamo alle nostre spalle anche un vaso più piccolino per addobbare una tavola, semplicemente, o anche fare una ciotola così magari più bassa per abbellire un ingresso, un ingresso di una casa, di una cerimonia, appunto come dicevi tu prima. Magari se è uno sposalizio possiamo metterli in bianco, fare dei fiocchi colorati, insomma.
Ci sono tante idee, qui abbiamo visto veramente come il verde dà sempre quel senso di serenità, oltre che rendere un posto, un angolino decisamente più bello. Sì, esatto, anche durante la pandemia che abbiamo vissuto, avere un giardino, avere un terrazzo fiorito ha aiutato molto per ritrovare un po' di pace e di tranquillità in mezzo ai colori e ai profumi delle piante. È vero, è verissimo Chiara, quindi facciamo tesoro anche di questa esperienza per capire quanto ci è mancata la natura in quel momento e quanto sia importante preservarla. Siamo pronti con Giorgia? Sì, siamo pronti, abbiamo fatto i dovuti spostamenti e adesso Giorgia è pronta a raccontarci anche la sua ricetta. Sì, esatto. Allora, dopo i dovuti spostamenti, come ha detto Maria, possiamo prendere i nostri biscotti sbriciolati, aggiungere il burro fuso e un po' di miele che aiuterà a compattare il tutto nel frigo. Giorgia, una bella ricetta estiva intanto quella che ci presenti mentre mischiamo i nostri biscotti. Sì, infatti volevo dire appunto non c'è bisogno del forno, quindi addio a quel caldo immenso che c'è nella cucina, ma utilizziamo il nostro frigo che abbiamo tutti a casa, quindi è comodo. E poi io ricordo anche durante uno dei primi appuntamenti dove ci siamo conosciute a Pordenone che mi hai svelato che la cheesecake in realtà è tra i tuoi dolci preferiti. Esatto, sì, appunto uno per il primo motivo che vi ho detto della gara e secondo perché è uno dei pochi dolci che mi piacciono, appunto perché non ci sono ingredienti tanto grassi, infatti ho li ho sostituiti questi e con la panna e lo yogurt invece del formaggio spalmabile e quindi sì, ecco perché è uno dei miei preferiti. Beh, benissimo, buonissimo anche perché durante queste puntate ci hai svelato anche diverse preparazioni e quindi raccontaci la tua cheesecake perfetta. Ok, allora possiamo continuare mettendo i biscotti ormai imburrati e mielati nel nostro stampo e li vegliamo bene. Ok, qua per questioni anche di frigo e del caldo, naturalmente io avrò una torta già pronta che alla fine vi farò vedere, però intanto vi spiego i procedimenti in modo tale che tutti a casa possano provarla e assaggiarla. Benissimo. Ok. Ecco, e dopo averla livellata la nostra base? Una volta averla livellata, come ho detto prima, la mettiamo in frigo, io adesso la metto in disparte qua e possiamo incominciare con la crema. Innanzitutto prendiamo la panna e la montiamo con lo zucchero a velo. È bello sentire anche la nostra Giorgia dilettarsi nelle ricette perché ricordiamo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo anche alla radio quanti anni hai. Sappiamo che hai appena compiuto gli anni, ricordiamolo. 13 anni, 13 lunghi anni di vita. Lunghi anni, bello. E adesso montiamo il tutto. Scusate per il rumore. Ecco, ci stiamo dilettando nel montare la panna, intanto ho visto che dall'altra parte ci si continua a degustare anche i vini, giustamente, non deve mai mancare un po' di freschezza. Sì, cara Maria, devi sapere che ho assaggiato appunto il friulano che si chiama, ricordaci Stefano? Aleph ed è veramente molto buono, fresco, ma dà anche proprio quella ricchezza di profumi che lo rende piacevole. Tu hai detto prima che si immagina un pasto, però ti devo dire che amo anche spesso assaggiare il vino da solo, proprio perché, come diceva anche Maria, è una meditazione assaggiare il vino e tutti i suoi profumi insomma ci rimandano dei colori, delle immagini, e questo è un vino proprio ricco che ricorda la freschezza dell'estate ma anche la ricchezza di questa stagione, che se ci pensi è ricca perché facciamo tante cose, il momento più bello dell'anno, magari andiamo in vacanza, ma è ricca anche perché è ricca di prodotti della natura e poi la fine dell'estate ci porta alla vendemmia, che è anche questo un periodo magico dell'anno, caro Stefano. È vero, perché questi giorni di sole così ci fanno pensare di essere già in estate, invece no, siamo ancora in primavera, quindi è la stagione in cui c'è la fioritura, in cui esplodono i profumi, i sapori, così come in questo vino, giustamente dicevi tu, in questo friulano Aleph. E noi siamo passati già al rosso perché il Tasso fa 3 vini
e quindi ho detto assaggiamo anche il rosso, anche se oggi non c'è un piatto che si sposerà bene a questo vino rosso, perché è un vino del 2018, è un uvaggio di Refosco in maggioranza, al 65% circa, è Merlot, e le uve fanno due tipi di appassimento, sia in vigna, quindi una parte viene vendemmiata più tardi, praticamente, quindi il grappolo, i chicchi del grappolo appassiscono lievemente sulla pianta ancora, un'altra percentuale invece viene appassita una volta che c'è stata, diciamo, la raccolta, e una parte ancora del Refosco viene passata in barrique, e questo lo si ritrova, diciamo, nell'eleganza di questo vino rosso, e quindi è l'unione di due varietà, una autoctona e una alloctona, come si direbbe, diciamo, in un termine scientifico, un po' come le nostre produttrici, perché Paola Tacoli è autoctona mentre Maria Chiou è alloctona, nel senso che non mi capiscono male, magari uno dice che cosa sta dicendo. Cosa sta dicendo? Soprattutto chi ci ascolta da radio e magari non ci vede dice questo ha bevuto un po' troppo. No, autoctona perché Paola Tacoli ha l'azienda di famiglia, appunto, che risale al 1836, e qui a Cucana di Bicinicco, un'azienda che credo vi arrivi in famiglia dagli Asquini. Chi è appassionato di vini regionali, stavamo parlando di dolci e tu mi hai accennato ai vini dolci e vini passiti, il principale promotore, colui che ebbe l'intuito di lanciare in Europa, che un po' era il mondo dell'ora, perché parliamo del Settecento, il Picolit, è stato proprio Fabio Asquini, che cominciò a aumentare la produzione del Picolit e fu uno dei primi a venderlo imbottigliato, cioè, quindi oggi siamo abituati a vedere il vino in bottiglia, ma fino a 50 anni fa e soprattutto nell'800, nel 700 pochissimi imbottigliavano e il vino viaggiava in botti, quindi vendere delle bottigliette, chiaramente bottigliette piccole da mezzo litro anche meno, alle corti di tutta Europa fu una grande intuizione e soprattutto una grande dimostrazione che il nostro Picolit può competere con il Tokaj d'Ungheria. Questo lo dico sempre perché il Tokaj ungherese con il Tokaj friulano non ha niente a che fare, ma il Tokaj ungherese, vino passito, è sempre stato visto a livello europeo come il principe dei vini passiti. Invece il Picolit, da chi veniva da fuori e lo provava, diceva caspita, ha la stessa nobiltà e piacevolezza di altri passiti d'Europa. Mentre Maria Chiou l'ho definita alloctona come il Merlot, ma non viene dalla Francia, viene dalla patria di Dioniso, quindi viene dalla Grecia. E quindi abbiamo, come dire, due visioni anche del mondo del vino, due gusti, perché immagino che i vini greci, per come la morbidezza, abbiamo i profumi. Monemvasia, esatto, invece i Friuli hanno la freschezza e la mineralità, quindi abbiamo sposato nei nostri vini la nostra parte, che è il caldo, il sole, i profumi, la complessità, con la freschezza e la mineralità che propongono i Friuli. Beh, dagli assaggi direi che è un bellissimo abbinamento tra queste caratteristiche. Insomma, com'è bello che sia, Stefano? Il vino deve essere piacere, il vino deve essere momento di svago, di gioia, lo era ai tempi dell'antica Grecia e continua ad esserlo, ovviamente in modo diverso, in occasioni diverse. Oggi sicuramente beviamo molto meno dei nostri antenati che bevevano molto di più, ma perché avevano bisogno di calorie, non c'erano i mezzi meccanici, non c'erano i trattori in campagna, non c'erano i carri armati negli eserciti, cioè la gente si muoveva a piedi, il riscaldamento nelle case non era quello di oggi, quindi il consumo di vino era quasi 10 volte di più di oggi. Io cerco di assomigliare ai miei antenati. Anch'io, io sono d'accordo con te, ma noi non lo diciamo, soprattutto non lo diciamo alla nostra nutrizionista. Che non ci sia qualcuno che mi ascolta, dopo mi ferma lungo la strada per grado. No, perché noi siamo degli amanti del piacere, insomma, è il vino davvero, poi insomma noi che lo amiamo e lo gustiamo alla fine non esageriamo mai, perché da ogni bicchiere andiamo a trarre tutto il piacere, che diventa quindi un piacere intenso, per cui per noi è importante la qualità più della quantità. Certo, e
E visto che ha assaggiato i suoi vini anche Paola, è pronta per parlare anche lei. Eh sì, Paola, raccontaci, prima che ritornare la nostra Giorgia che sta impastando i biscotti. Perché si chiama il tasso, ad esempio? Esatto, era la domanda che volevo fare, bravo Stefano, siamo sempre in sintonia. Allora, il nome è il punto di unione tra di noi, nel senso che il tasso era il soprannome che avevo io da piccola, dato dai miei genitori, e lei, che appunto è di origine greca, ha un figlio che si chiama Anastasios, e il nome Anastasios in Grecia viene abbreviato con tasso, e quindi abbiamo deciso di dare questo nome a questa nuova linea. Beh, bellissima questa storia, tra l'altro, che raccoglie insomma due origini diverse ma un'unica passione, quella per il vino. Sì, assolutamente, per cui appunto abbiamo unito le potenzialità della nostra azienda con le competenze di Maria, che appunto è sommelier, degustatore, insomma ha un percorso anche più specifico del mio, e quindi appunto la sfida era quella di tirar fuori le potenzialità dei nostri vigneti per creare dei vini. È un progetto, ecco, questo è un progetto che questo è il primo anno, ma siamo già abbastanza contenti, poi insomma per il futuro vedremo. Stiamo preparando la prossima annata, perché ovviamente, dicevo, siamo in estate. Esattamente, prima Stefano, bisogna già pensare alla vendemmia. Esattamente, beh insomma io li ho anche assaggiati, poi continuerò ad assaggiare anche gli altri, così vi racconto meglio. Però insomma Paola, ricordiamo ancora una volta chi si fosse sintonizzato ora o magari si sia perso dove vi trovate per venire ad assaggiare i vostri vini. Ecco, ci troviamo appunto a Bicinico, nella nostra azienda, la Taccoli Asquini, dove abbiamo un punto vendita aziendale, e poi a Trieste in via Combi numero 7 nel punto vendita aziendale, appunto, dove appunto si possono trovare anche i vini della nostra nuova linea al tasso. Grazie Paola, allora noi dall'angolo dei vini torniamo ai fornelli della nostra Giorgia. Come sta andando con i nostri biscotti, con la nostra ricetta? Cheesecake intanto, Barbara, tu vedi già i biscotti, sei già pronta davanti, ma parliamo intanto di Erano vicino a me. E siamo andati avanti intanto con la preparazione. Giorgia, vuoi raccontarci i passaggi che abbiamo fatto adesso? Sì, come avete visto, prima ho montato la panna con lo zucchero a velo, poi successivamente ho aggiunto lo yogurt e adesso sto mescolando dal basso verso l'alto in modo tale che non si smonti. Allora, intanto questa dovrebbe stare in frigo per motivi sempre che ho detto prima, adesso lo aggiungerò così e poi ce l'ho già pronta come tutti stanno vedendo davanti a me. E andiamo intanto a creare la forma della nostra cheesecake. E intanto Giorgia, per quanto dovrà riposare poi in frigorifero la cheesecake pronta, diciamo? Allora, questa dovrà riposare per un po' di tempo, cioè 4 dai 6 ore, in modo tale che la gelatina si rapprenda tutta e anche la base sotto. Benissimo, quindi un dolce magari da preparare, perfetto anche da preparare in anticipo per averlo pronto poi subito dopo il nostro pranzo, la nostra cena, insomma una bella merenda fresca anche Esatto. per quest'estate. Esatto, bene, adesso io dovrei metterlo in frigo, ma lo metto qua di lato. Benissimo. E vi faccio vedere la cheesecake già pronta, e non toglierò appunto il rivestimento perché per motivi di caldo si scioglierebbe tutta, quindi... Le temperature ci fanno tenere la porta chiusa, diciamo, sì, per la nostra cheesecake. Sì, ma dico meglio così invece del freddo polare che abbiamo avuto. E ecco a voi la mia cheesecake d'estate. Per chi ci sta seguendo anche in radio, vuoi raccontare anche che frutta hai messo sopra? Ok, certo, ho messo un po' d'uva, un po' di mirtilli, un po' di fragole, kiwi, pesche, in modo tale che sono tutti sia frutti un po' autunnali sia frutti un po' estivi, con un misto, una macedonia. Favoloso. A te piace tipo coltivare qualche piantina, qualche pianta aromatica, la frutta? Cosa ti piace di più? Sì, a me piace coltivare soprattutto la verdura in verità, perché mangio di più quella. Anche se mi piace molto la frutta, e come l'anno scorso ho coltivato zucchine, ho coltivato pomodori, anche le fragole, adesso stiamo coltivando il ciliegio, il fico e molte altre frutta. Quest'anno va di frutta. Beh, in caso qua poi ti puoi sbizzarrire anche nel cercare la frutta preferita alle Serre Berzotto. E poi parliamo anche di quei bei biscotti che hai preparato. Adesso li sposteremo qui vicino a noi, ma intanto raccontaci come li hai preparati. Allora, ho preso il burro e lo zucchero
zucchero, l'ho mandato insieme al sale e poi ho aggiunto setacciando le farine, cioè la farina normale e la farina di mandorle. Poi ho fatto un panetto, le ho avvolte nella pellicola, le ho messe in frigo per un po' di mezz'ora, ecco. Poi le ho sfornate, ho fatto gli stampini a forma di quadrato, ma si possono fare di tutte le forme che volete, e le ho decorate con la ghiaccia reale fatta con acqua e zucchero a velo, con della granella di pinoli, mandorle e pistacchio. Benissimo, allora li vado a prendere io intanto. Chiara, Barbara, avevate qualche domanda da fare alla nostra mini chef? Beh, intanto volevo chiederle come sta portando avanti questa sua passione per la cucina, perché è davvero straordinaria. La nostra Giorgia ci propone sempre tante ricette, quindi al di là dei dolci anche tanti salati, tante idee. Questa passione da dove è nata? Come è cominciata, Giorgia? Allora, è cominciata all'età di 4 anni grazie a mia mamma, perché ho incominciato a vederla come, ad esempio, oddio cosa sta facendo, delle formule magiche tipo come le streghe. Invece poi ho capito man mano, provando, facendo disastri, anche che la cucina era proprio la mia passione, prima il mio hobby e poi è diventata la mia passione, già partecipando a diverse gare come quella di Venzone, poi a Bake Off, e adesso come adesso sono ancora a fare dolci e anche salati, mi diverto un sacco. E io devo dire che Giorgia spesso siccome è veramente gentilissima, ci ha portato proprio torte, assaggi delle sue ricette, e sono sempre buonissime. Io anche ti invidio un po', perché sei veramente molto brava. Come si dice sempre, nella cucina non basta saper mettere insieme gli ingredienti, ma ci vuole anche la passione e l'amore che ci si mette, e il tuo si sente tutto. Grazie, sì, esatto, anch'io dico a tutti, sempre ci vuole la passione. Si può provare 1000 volte se non si ha passione, ma ti riesce solo quando una cosa ti piace, quindi sì. È vero, ma tu hai una preferenza tra dolci, salati, o c'è qualche tipologia di cucina che ti piace di più? Allora, a me piace cucinare di tutto, però mangiare mi piace più il salato, anche se vado forse meglio a cucinare dei dolci. Però adesso devo capire ancora un po', facendo anche la scuola alberghiera il prossimo anno ancora, e vi saprò dire molto presto. Quindi hai scelto proprio questa strada, Giorgia? Sì, esatto, me la porterò fin da grande e cercherò di diventare una chef ultra stellata. Ma è fantastico. Intanto, Giorgia, ricordo a chi ci sta seguendo qui da Serie Berzot, ma anche alla radio, che Giorgia è sempre con noi a Radio Chef ogni giovedì alle 12 con la replica il sabato, e ci racconta tante ricette, ma ci dà anche tanti consigli, oppure per esempio ci racconta la storia di alcuni alimenti o qual è stata la tradizione. E quindi per grandi e piccini, insomma, la passione di Giorgia la potete condividere con noi Radio Chef. Sì, è bellissimo sentire anche le curiosità che ci racconta ogni settimana. E poi, Giorgia, sei venuta qua in compagnia, insomma salutiamo anche chi ti ha accompagnato qui e chi ti segue anche ogni settimana. Ok, allora io saluto innanzitutto tutto il pubblico che vedo qua nelle Serie Berzot, poi saluto in particolare le mie migliori amiche che mi hanno accompagnato, cioè Giorgia e Martina, i miei genitori e tutti i miei compagni di classe, anche se non sono qua presenti, e tutto lo chef e tutti quelli che stanno partecipando appunto a questo show cooking. Benissimo, direi. Beh sì, Giorgia, grazie a te per essere stata con noi e essere sempre la nostra ventata di allegria. Allora, invece, Chiara, è stato un bel viaggio anche con te. Ricordiamo tra l'altro ai nostri ascoltatori che qui da Serie Berzot non è soltanto l'esperienza di venire a vedere tutti questi colori, ma si trova davvero tutto quello che ci può aiutare a abbellire il nostro giardino, il nostro orto, il nostro terrazzo. Tante idee anche con la consulenza di voi di Serie Berzot, ormai specializzati. Sì, esatto, e ci trovate qui ad Aiello del Friuli dal lunedì al sabato dalle 8:30 a mezzogiorno, dalle 2:30 alle 7, e la domenica anche la mattina dalle 9 a mezzogiorno, per venire a fare tutti i vostri acquisti di piante, frutti, piante da terrazzo, da giardino, da orto, fiori recisi, addobbi per la casa, di tutto, veramente. Noi saremo qui pronti ad accogliervi e a consigliarvi. E allora so, Chiara, che tu hai anche una cosa, insomma, da portare, da condividere con noi, quindi se vuoi ti lascio andare a prenderla, e vi ricordo, insomma, che Serie Berzot vi aspetta qui ad Aiello del Friuli, e che è veramente un luogo dove trascorrere delle ore a contatto con la natura. In questa giornata speciale per noi è stato proprio bello potervele raccontare, dall'orto alla cucina, alla bellezza dei fiori, le piante aromatiche, insomma
penso che abbiamo raccontato un po' di tutto. Sì, e poi ricorderei anche a chi vuole scoprire ancora i consigli dell'SR Berzot che sono disponibili anche le puntate di Radio Chef sulla nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube, ma anche su tutti gli articoli sul sito radio.0.it, quindi se volete riascoltare Chiara e anche tutti gli ospiti che sono stati presenti a Radio Chef in queste ultime settimane, andate sul nostro sito oppure su tutti i canali che vi ho raccontato e andate a risentire anche le nostre belle e interessanti puntate. Non dico interessanti a caso perché i nostri ospiti sono veramente sempre molto dettagliati anche in tutto quello che ci raccontano. Ovviamente un grazie anche dai nostri ascoltatori che hanno gradito assolutamente queste puntate. Chiara, cosa ci hai portato? Ho portato spero un gradito omaggio per tutti i partecipanti di questa puntata di oggi, che spero possa abbellire il vostro terrazzo o il vostro giardino. Raccontaci di che cosa si tratta per chi ci sta ascoltando. È un geranio parigino ricadente che può essere messo in terrazzo o in giardino, bagnato adesso che viene la bella stagione ogni giorno e concimato una volta a settimana. È molto bello, allora ti lasciamo consegnare insomma questi bellissimi omaggi ai nostri ospiti, che io intanto approfitto per ringraziare e rinominare, partendo da Elia Zappulla che ha preparato e ha aperto questo nostro show cooking. Grazie mille, Elia. buona giornata a tutti quanti. Grazie Elia, e poi ringraziamo ovviamente Claudia di Ladi Cesar B&B con tutto il suo food delivery e anche tutte le novità per portarvi le sue delizie dovunque, accompagnata da questa ottima birra artigianale. Claudia. Grazie a te Claudia, e poi ringraziamo naturalmente la nostra Giorgia con la sua ventata di allegria, e continuate a seguirla con noi di Radio Chef e anche su tutti, insomma, con tutte le sue novità. Grazie Giorgia. Grazie a tutti voi, grazie. È stato un piacere, grazie al nostro Stefano Cosma che ha reso la serata, anzi il pomeriggio, ancora più avvincente raccontandoci i vini dell'azienda Tasso, e quindi ringraziamo anche Paola Taccoli e Maria Chiou. Allora, grazie Stefano. Grazie a Radio.0, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito, alle persone che sono qui, alle quali ricordo che potete assaggiare anche il terzo vino, non abbiate timore per scoprire anche il rosso del Tasso, i suoi aromi, la sua speziatura, qualche fruttino rosso che magari penso ritroveremo forse nella cheesecake, ma dicevo prima, questo rosso non si abbina ai dolci, ma con la fantasia pensate a cosa lo abbinerete. Ho sentito che chiamate spesso Giorgia mini chef, quindi Omicron, e deve diventare un Omega. Infatti il papà ha preso l'Omega perché crede che la figlia diventerà giustamente una grande chef. Quindi, noi siamo sicuri. Grazie a tutti, grazie a Paola, grazie a Maria per aver portato i loro vini, grazie alle SR Berzot che oggi mi hanno fatto capire che nella prossima vita vorrei rinascere kiwi, perché un maschio e 3 femmine. Hai capito? Era il fico se non sbaglio. Comunque bellissima idea. Grazie Maria e grazie Paola. Grazie a voi per l'ospitalità, bellissima iniziativa. Grazie per essere state con noi con i vostri vini, grazie ancora a Stefano Cosma, ti lasciamo degustare, poi ovviamente brinderemo insieme. Invito anche tutti quelli che sono ancora presenti poi ad assaggiare i vini, così non avrete paura della nostra diretta. Vieni qua Chiara, al di là degli omaggi ci vuole un ringraziamento a te e ovviamente a SR Berzot per essere state con noi in questa bellissima diretta del pomeriggio, ma anche per essere stati con noi in Radio Chef, è stato un contributo prezioso. Grazie mille a voi per la bellissima esperienza e l'opportunità. Io naturalmente saluto Chiara, ma saluto anche tutto lo staff di SR Berzot, perché non l'avete visto in questa puntata, ma sono tutti al lavoro, perché sapete qui il lavoro in serra è molto importante. Saluterei anche Lorenzo, Chiara, così che è sempre anche lui qua presente insieme a noi, non lo vediamo neanche lui, però momentaneamente è alla cassa. Esatto, vengo anch'io vicino. Vieni voi, Maria, eccoci qua, prima di andare a godere dei nostri geranei, Barbara. Esatto, che sono bellissimi. Questi sono vostri. Grazie Chiara, che meraviglia. Aspetta, guarda, appoggiamo la cartellina che tanto l'abbiamo usata. E saluterei anche la nostra ovviamente ringraziamo la nostra nutrizionista, sempre con noi, Claudia Casarsa, che non è voluta mancare a questo appuntamento. Esatto. Ringraziamo tutto il nostro staff tecnico, Igor da Milano alla regia video, Francesca Busolini, Maddalena Musil, che hanno coadiuvato, perché ovviamente nelle nostre dirette ci siamo noi in primo piano, però c'è tutto lo staff
staff di Radio.0 alle nostre spalle, che insomma lavora per intrattenervi, raccontare le bellezze della nostra regione, ma potervi anche raccontare delle meravigliose aziende che trovate qui in Friuli Venezia Giulia. E allora vi aspettiamo come sempre sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio.0, sulla nostra web TV e sul nostro sito radio.0.it. Scaricate la nostra app, seguiteci, perché del Friuli Venezia Giulia abbiamo anche molto da raccontare, e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci seguono e ci scrivono spesso dalla vicina Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Germania, e che non aspettano altro che venire a trovare e vedere e vivere questa bella regione. Sì, li salutiamo tutti e continuate a seguirci anche e seguire anche tutti coloro che sono stati presenti oggi sulle nostre pagine social. Noi salutiamo anche tutti i presenti e tutti coloro che sono stati dietro anche alle preparazioni, perché Elia, il nostro chef Elia, la nostra Claudia sono stati accompagnati insomma da importanti anche persone nel loro staff, nella loro vita, e noi salutiamo anche tutti i presenti qui all'Essere Berzot e vi invitiamo proprio a venire a scoprire tutti i colori di queste bellissime piante che noi vi abbiamo raccontato oggi. Chiediamo alla nostra regia video se possiamo chiudere con una bella inquadratura di insieme, che poi insomma diventerà magari uno bello scatto, quindi Stefano, Maria e Paola, se volete venire anche qua vicino, vediamo se riusciamo a metterci in modo da essere un po' distanziati, però comunque tutti presenti. Eccoci, ci siamo mettiamo tutti sulla camera centrale e vi salutiamo dall'Essere Berzot anche oggi. Foto di gruppo per tutti, e continuate a seguirci o rivedere questa diretta sui nostri canali, sui canali di Radio.0. Buona serata e buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti.